si parte come? Con la posta di Mirella e poi presento l'ospite. Andiamo con la posta. Allora, vediamo. Allora, il biglietto, i bigliettini, giusto per rispetto a queste persone che hanno scritto. Da quando ho iniziato ad andare da voi sono molto felice. Io sono 2 anni che vengo e ogni momento che vedo e trovo delle persone che sono molto gentili. È difficile leggere, ma le leggo. Le cose che ci date fanno molto piacere. Vi ringrazio per il vostro sostegno. Veramente grazie. Vi auguro un buon Natale. Questa è una. Vediamo questa. Questi anche bei bigliettini. Guardate che belli che sono. Vediamo questo cosa è scritto. Difficile anche da verserli, dire la verità, ma insomma non importa, vero? Abbiamo un sindaco naturalmente, perché io col sindaci vado molto d'accordo. Buon Natale Mirella, vabbè. Allora, 2 bigliettini anche questa mattina, però aspettate perché devo leggere anche il biglietto scatola della memoria, non gettare, dell'Istituto Sansovino, che ho avuto gli ospiti, questi ragazzi meravigliosi che sono stati ad Auschwitz e hanno scritto questi pensierini che mi hanno detto di leggere. Questa esperienza ha suscitato in me un mare di emozioni ed è stata molto importante per la conoscenza, per il sapere, per non dimenticare. Ci siamo resi conto, abbiamo visto con i nostri occhi cosa può fare l'uomo, cosa non fare più e come comportarci nel futuro. Ecco, ci fermiamo qua, anche con la posta di Mirella, e presento subito Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano Veneto, partito centrodestra, giusto? Tutto giusto, stavolta ho letto tutto giusto. Allora, sindaco, come si parlava prima col sindaco, anche questa mattina sono dovuta intervenire con un sindaco perché queste telefonate che voi sentite in diretta di questi diversamente giovani, come li chiamo io, sindaco, mi fanno molto riflettere. Io non so dove sta la ragione e sicuramente la ragione sta sempre 50 e 50, non sta mai da una parte sola, anche se alle volte sta da una parte sola. Però una persona di 82, di 90, di 70 deve essere ascoltata. Deve essere ascoltata, deve essere tranquillizzata, perché se non è grave la situazione si deve tranquillizzare, perché il sociale serve a questo. Io capisco che ci sono delle situazioni anche critiche, l'anziano diventa come un bambino, delle volte la raccolta anche in maniera diversa. Però l'ascolto sì, sindaco. Se togliamo anche questo, cosa rimane a queste persone? Già sopravvivono con delle pensioni quasi tutte bassissime. Si devono arrangiare. Sono in preda al nemico perché vediamo le truffe, i furti e tutto quello che segue, perché loro vivono come una volta, le porte aperte, l'estraneo che entra in casa, tutto sommato parlo, conosco una persona perché non vedono più nessuno. Molti sono proprio soli. Cosa dice il sindaco? Cosa si può fare? Vediamo anche, chiedo alla regia di mandare sempre in onda quell'immagine straziante di quella signora che è venuta qui di 90 anni, che poi l'ho seduta sulla poltrona, queste mani che hanno tanto lavorato e che hanno chiesto aiuto a Mirella, ma non un aiuto economico, è arrivata anche con un panettone, pensi sindaco. In provincia non si arriva un panettone dalla politica, lei è arrivata col panettone, ma non importa, eccola qua sindaco. 90 anni, prima in bicicletta, poi con la corriera, è arrivata qua per chiedere aiuto di un ascolto che ha provato a bussare dappertutto e nessuno gliel'ha dato. Prego, sindaco Baseggio. Beh, innanzitutto buona giornata a tutti e grazie anche dell'invito. Credo che la società di oggi utilizzi una scusante, che è quella che siamo di fretta, che abbiamo un sacco di cose da fare, per sgravarsi delle responsabilità che tutti noi abbiamo, specie in famiglia, rivolto alle persone che magari sono dei familiari. È capitato anche a me ieri di ricevere una telefonata da un anziano che conosco per altre ragioni e che ha il mio numero, anche se io il numero l'ho dato a tutto il mondo e quindi sono raggiungibile anche per una sola chiacchiera, perché era passato con il rosso in un semaforo dove noi abbiamo anche la telecamera, e mi diceva che è da giorni che non dorme, che è preoccupato, eccetera. Io dico, guarda, intanto non si preoccupi. Poi gli ho spiegato un po' come funzionano anche le sanzioni, eccetera. Poi
sono riuscito a capire che alla fine lui è passato col giallo, ma il fatto che non aveva trovato un familiare, un vicino di casa, mi ha fatto effettivamente pensare, adesso che lei mi riprende, insomma, che tu mi riprendi questo argomento, posso darti il tuo? Madonna, certo. cioè, sindaco, ci conosciamo bene. Io da lei però sì. Va bene, va bene. Ho proprio pensato al fatto che ma non ci può essere stato un figlio, il vicino di casa, il nipote, che avesse tranquillizzato l'anziano in questi 3 giorni, che era andato nel panico semplicemente perché ha passato con il rosso, e quindi l'importanza di stare anche alle regole, di essere educato in strada, eccetera. Tutto ciò che oggi non accade, e il fatto che questa anziana si sia recata qui vuol dire che io dubito che nessuno abbia mai un vicino di casa, un parente, un amico. È che questi, ahimè, utilizzano, come ho detto prima, la scusa che siamo di corsa, che abbiamo un sacco di cose, per non portarsi a casa un pensiero, che poi sono in realtà i fatti della vita, e quindi io credo che questa società gli manchi qualcosa di importante, che è il valore di essere una famiglia grande, dove ognuno ha la sua parte, ma bisogna saper ascoltare, essere vicini, cogliere le necessità, perché poi i fatti cruenti che accadono è perché viviamo nel completo egoismo, che ci porta ad essere distaccati, di non controllare cosa accade anche nel vicino di casa. Adesso ci sono i controlli di vicinato per fermare queste vicende di furti, eccetera. In realtà il controllo di vicinato una volta esisteva, che era quello del dialogo, dell'amicizia, di essere coscienti e conoscenti anche di quello che faceva il vicino di casa quando andava in vacanza, quando andava, ma anche perché ci raccontava, ci dialogava. Adesso ognuno sta chiuso nel suo appartamento, non sa nemmeno chi abita nella porta accanto, e la solitudine, ahimè, entra soprattutto nelle persone anziane, nelle persone diversamente giovani, e quando trovano un appiglio, che può essere una trasmissione televisiva, che può essere una bravissima presentatrice come te, che può essere a volte un sindaco, un assessore, ma anche, ahimè, un estraneo. Dico ahimè perché poi gli estranei ultimamente non sono persone che non si dedicano anche a cattive cose come furti, scippi, raggiri, però in quel momento una persona è sola e si aggrappa a quello che trova, che può essere una telefonata, che può essere un estraneo, e poi avvengono, ahimè, anche i furti. Però c'è un però, sindaco, è vero quello che lei dice, però è anche vero che noi abbiamo una montagna di associazioni del volontariato. Allora io mi domando, ma perché continuare con questi campanili oppure con questi cerchi magici? Se fai parte del cerchio entri su determinati tavoli, puoi aiutare, ma se non fai parte di quel tavolo non ce n'è per nessuno, e non dica che non è vero, perché è così. Ma soprattutto bisogna capire, e qua lo chiedo a tutti i sindaci, che poi ne ho anche un altro, tutti i giorni sindaci, di iniziare a capire chi è il mondo del volontariato, cosa fa. Perché se tutti facciamo tutto, come sta succedendo, poi troviamo questi anziani qua da soli a casa, perché non conosciamo, non sappiamo i loro indirizzi, perciò non possiamo arrivare, perché io mi occupo di questo. No, tu devi occuparti di quello che sai fare. Hai i pulmini, perfetto. Allora io ho questo elenco che voi avete, perché i servizi sociali ce l'hanno, perché c'è nome e cognome, indirizzo e anche numero di telefono, come questa mattina. E andiamo a verificare come stanno queste persone, dove vivono, un censimento. Ma è possibile non riuscire a fare un censimento delle fragilità? Quanti sono, chi sono, come vivono? Una volta i censimenti si facevano, che casa hai, quanto hai, tutto si scriveva. Però si capiva bene com'era la situazione. Adesso abbiamo il mondo che potrebbe aiutare, 7.500 associazioni di volontariato, non so, e poi troviamo queste situazioni, come ha detto lei, tutti i giorni. Cosa manca? Non manca solo il lato economico, manca solo un ascolto. Se queste persone una volta 2 alla settimana avessero qualcuno che va a casa a trovarli, a vedere cosa c'è di vero e cosa c'è di non vero, ma solo anche l'ascolto, perché io l'ho seduta là, è stata qua tutta la trasmissione, nel senso, perché avevo un prete fortunatamente che l'ha portata a casa, lassù qualcuno mi ama, la mattina avevo un prete, ho detto fammi una cortesia, porti a casa, perché veramente ero sconvolta, anche perché lucidissima, perché lei giustamente diceva quello che dice lei. Io non ho problemi
di non avere nessuno che venga, è che non mi ascoltano. Cioè, se vengono a trovarmi un quarto d'ora, mezz'ora, o mangiare velocemente e poi andare via, possono anche fare a meno di venirmi a trovare. Perché io voglio parlare, voglio sapere, voglio conoscere. Ascolto è un problema, perché se è sincero ti porti a casa il problema dell'altro. Bravissimo. E allora non si fa l'ascolto? Sì. E allora, sindaco, non si potrebbe cercare di unire questo mondo del volontariato? L'idea di riuscire a censire le persone fragili, che poi non sono sempre quelle anziane, ce ne sono anche migliaia altre. su ogni paese, no, penso. magari anche nei comuni non troppo grandi come il mio, insomma 13.000 abitanti o con che gli altri, magari si può anche pensare, adesso mi ha dato una buona idea, quella di poter realizzare una sorta di censimento Istat locale, dove attraverso anche dei volontari, le associazioni sono tante, e poi hai ragione. Non è normale, però accade che molte associazioni tra di loro non vanno d'accordo perché pare che si rubino il mestiere. Poi dal punto di vista economico non si rubano niente, perché non è che le amministrazioni possono dare tantissimo, poi la riforma del terzo settore non ha aiutato nessuno, né le amministrazioni, né le associazioni, né i volontari, e questo mi auguro che a Roma qualcuno lo comprenda. Bravo. Glielo faremo comprendere, perché essere presidente di un'associazione e svolgere attività che siano sportive, ricreative e sociali è una responsabilità talmente grande, ma che vanno elogiati e non messi in croce, perché si sostituiscono al comune, allo Stato, in tutti quei ruoli dove per fortuna i volontari arrivano. Però i volontari spesso non dico che si rubino il lavoro, perché il lavoro non è, ma è volontariato, ma non sempre c'è quel dialogo corretto. Però potremmo mettere in piedi qualcosa e poter riuscire ad avere una lista delle persone da andare a trovare poi ritualmente, perché poi quando cominci un dialogo non lo puoi neanche smettere, perché poi quella persona non vede l'ora e ti aspetta, e quando non arrivi fai peggio. E quindi buona idea. Però, sindaco, è una buona idea, chissà perché ho sempre queste idee io, che dovremmo condividere. Quello che però non riesco a capire, adesso sabato ci sono queste elezioni di Volontari Insieme, che dovrebbe essere un'associazione, è l'associazione che raggruppa tantissime associazioni, proprio per cercare volontari insieme, ma non tornano i conti, nel senso che con tutti gli iscritti che hanno mi ritrovo a vedere l'elenco di quelli che si presenteranno e parteciperanno al nuovo presidente, con il nuovo presidente o il direttivo, di 10 persone, tra le quali ce ne sono 2 che si presentano 2 volte con la stessa associazione. Allora, io capisco che giustamente uno dice, se uno se vuole cambiare deve presentarsi, però io ho parlato con tante associazioni, sindaco, che dicono io non partecipo perché non mi rappresentano, non mi interessa. E questo fa molto pensare, allora c'è qualcosa che non va, perché volontari insieme, la parola stessa lo dice, mettiamo insieme tutti i volontari. Però, se poi metto nella bilancia quello che vedo, ma non per dare conto, è per capire come mai nessuno partecipa su questo mondo immenso di volontariato, per cercare, c'è qualcosa che non torna, cos'è che non va? Allora, io capisco che verrà eletto il presidente, il nuovo direttivo, ma non può essere che si presentino sempre i soliti noti, solo quelli 2 volte, e tutto il resto viene lasciato perché non c'è qualcuno che... Perché non partecipi? Perché non vieni? Come mai? Perché se non funziona si toglie. È inutile portare avanti un baraccone se diventa un baraccone che non porta aiuto. Cioè l'aiuto che noi vogliamo è quello di conoscerci, come ha detto lei, e fare delle riunioni tra di noi, conoscere, vedere chi siamo, cosa facciamo, chi fa cosa, scambiarci. Non ci conosciamo, sindaco. Oppure a volte si conoscono troppo bene certe dinamiche, perché secondo me comunque entra in merito il potere e la politica. Bravo. Magari anche le risorse economiche, perché non è la prima volta che all'interno di varie congregazioni e confederazioni che raggruppano le varie associazioni, compreso tipo gli Hauser o altri settori, ci siano rancori perché magari il tuo progettino non viene mai accolto, perché viene portato avanti sempre il solito progetto. È chiaro che poi nasce questo astio che porta a dire ognuno per la sua strada. Ma neppure ci conosciamo, indipendentemente da questo,
non ci conosciamo. Allora mi domando, un organismo del genere serve se alla fine facciamo i conti e non ci conosciamo? No, forse a volte conviene rimanere più piccoli. Grazie sindaco, come voglio bene a sto sindaco. Andiamo con il centralino, se no veramente blocchiamo tutto. È il nostro Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Innanzitutto devo dire che cari Vecchiotti, deve una stenta, non aveva perché tutti i paesi, dei centri persone anziane, chi si trova a quella stessa età, mi fa la partita di carte, stanno un'oretta insieme. Bisogna darsi una spinta, non lasciarsi andare, perché essere verso non vuol dire essere da buttare via, anzi ti servi perché ti viene una persona che sa, che ha dentro di sé tutto, ha una vita da contare agli altri, un'esperienza, un aiuto per i nevoli, per chi che ti vuole. Se soli, vai in cimitero, fai una passeggiata, ti trovi una vedova e ti accompagni, bisogna darsi una spinta, voler vivere, perché vivere è bello, anche se ad amico è merogni, cammino male, vuoi una sata che mi fa male, una roba, ma vado avanti perché voglio stare sopra la terra, non sotto, e i problemi ti vai in cerca di risolverli, se non ti sei pronti, tutte queste associazioni, ti telefoni a Mirella e te danno una mano, ti vedi che ti dà sempre un'ancora, nella vita un'ancora ti la trovi sempre, date una spinta e cerca di vivere, anche dei ricordi, pensare cosa che ti ieri, cosa che ti ha fatto nella vita, dove che ti sei stato, robe vere, perché fortunatamente la mente non ricorda robe brutte, ricorda solo le robe belle. E ora date una spinta che possono capire gli altri, anche forse più di giovani, e i giovani si sono fortunati di diventare come degli altri. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Grazie. Allora andiamo a vedere questa rapina alla tabaccheria di Ponzano e poi la commentiamo. Andiamo a vedere. Io mi sto commuovendo, ho avuto altre esperienze con pistola parecchi anni fa, andate in modo diverso rispetto da questo. Io divento poi più grintosa, perché ti devi difendere, ti devi arrangiare nella vita. Ha aperto comunque questa mattina dopo aver sporto denuncia ai carabinieri di Ponzano. Ieri sera Irene Baseggio è rimasta vittima di una rapina nella sua tabaccheria. In 3 hanno fatto irruzione, volto travisato, pistola alla mano. Hanno chiuso dentro lei e i 4 clienti presenti usando la chiave che si trovava sulla porta. Con un atteggiamento proprio tipo Far West, sa, con quelle ci ha intimato tutti di stendersi per terra e avvertito che si trattava di una rapina. C'erano 3 clienti di qua, un cliente di là. Siamo rimasti immobili, io ho cercato di scappare di là, avevo anche chiuso la porta, se non che a pugni e a calci contro la porta, quindi sono uscita per non peggiorare la situazione. A loro interessavano solo i soldi. C'erano gratta e vinci a pile, sigarette, diverso materiale. Hanno preso solo i soldi, circa 3.000 euro in contanti. Non sono riusciti ad asportare il cambiamonete. Italiano perfetto, giovani, pochi secondi per agire, poi la fuga. Io ho visto una macchina partire e sono andati in quella direzione. Venivano dalla Castellana. A bordo di una Porsche Cayenne, che poi risulterà rubata. Si sono dileguati lasciando i clienti sotto shock ed Irene, che da anni gestisce la tabaccheria di famiglia, ancora scossa. Da un mese e mezzo sulla porta della sua tabaccheria c'è questo cartello. È così che ha reagito la donna all'incursione sempre più frequente di una banda di ragazzini che si aggira da tempo a Merlengo. E non riuscivo a salvarmi da questi gruppi di ragazzi, c'erano gruppetti di 2 o 3 che entravano, erano molto abili e rubavano le sigarette elettroniche, le sigarette quelle usa e getta, perché ne sparivano anche 3-4 alla volta. Il cartello pare abbia sortito l'effetto sperato. In paese la banda è conosciuta, diversi gli atti di vandalismo di cui si sarebbe macchiata. Da noi non sono mai venuti perché se vengono non trovano diciamo, terreno fertile, però sì, li abbiamo visti, ci sono questi ragazzini un po' teppistelli che girano anche qua a Merlengo, però sinceramente penso che siano 2 cose completamente diverse, perché questo qui è proprio, non so quanti minuti siano stati dentro, però sono stati veramente veloci.
ieri sera devo dire che stavo per venire e mi ritengo fortunata perché non per niente, ma sai, non sai mai magari cosa può succedere. Immagino che siano molto scossi e non è un bel vivere, non è un bel lavorare. Questa signora è una cliente abituale della tabaccheria Piavon, solitamente arriva qui proprio poco prima della chiusura serale, nello stesso orario in cui i banditi sono entrati in azione. Per questo ora si sente fortunata a non essere stata presente al momento della rapina. Lei, come tanti altri cittadini di questa piccola frazione di Oderzo, in mattinata è arrivata in via Maggiore per portare a Catiuscia Zuccon e al marito la propria solidarietà. Sono abbastanza scossi e insomma, è andata bene perché ha mantenuto il sangue freddo sia loro che i rapinatori. Sono storici, sono anni che sono qua. Per quello dispiace ancora di più. Sono di famiglia ormai. Anche per continuare ad offrire il consueto servizio ai clienti, la coppia ha deciso di aprire la tabaccheria nonostante l'incubo vissuto. Hanno fatto bene perché se si fanno vedere intimoriti non vanno avanti. Hanno fatto bene, sono coraggiosi, è giusto che sia così e penso che tutti vengano a dare un po' di solidarietà perché se lo meritano. Brave persone meritano di lavorare, non meritavano questo assolutamente. Quanto accaduto ha lasciato un segno non solo nei titolari ma anche nei cittadini di Piavono sconvolti per le modalità d'azione dei rapinatori. In questi periodi qua duri così, trovarsi qui nei piccoli paesi con queste situazioni non è facile. In un paesino piccolo e quello ha lasciato tutti un attimino basiti perché non è una cosa da niente, insomma, c'è da avere paura a questo punto perché non so qua cosa può succedere, non so a cosa andiamo incontro a questo punto. Siamo un po' così sul preoccupato perché ieri qui in tabaccheria, poco prima di Natale, dal supermercato c'è stato un altro furto, quindi insomma c'è una serie di furti proprio anche mentre c'è la gente in giro e questo fa preoccupare. Mi sembra un Far West, bisogna che tutti quanti inizino a prendere un po' le redini di questa situazione, perché se ci sono così tanti furti vuol dire che c'è un malessere. Iniziamo a tagliare da qualche altra parte per far vivere meglio la gente. Allora, Sindaco, a lei il commento di questi due servizi molto importanti che fanno riflettere, prego. Appena saputo io mi sono preoccupato perché avevo i ricordi di quando ero ragazzo che c'erano le rapine in banca, quando ancora c'erano i soldi in banca, perché adesso è tutto virtuale, ma era una cosa legata agli anni 80 e 90, perché poi è cambiata la società, è cambiato anche il sistema bancario, i contanti non ci sono più e si era perso fortunatamente questo tipo di fatti che sono gravissimi. Quando il comandante della polizia locale mi ha chiamato a casa mezz'oretta dopo il furto, sono rimasto di ghiaccio pensando a delle persone che arrivano col passamontagna, con un'auto rubata, con delle armi che potevano essere sicuramente vere, che sicuramente non l'hanno fatto per povertà, ma questi lo fanno di mestiere, organizzati, perché in pochi secondi hanno fatto quello che dovevano, senza timore, con un linguaggio da ladro e anche da intimorire tutte le persone presenti. Questo fa pensare anche dall'altra parte quanto poco preparati siamo dal punto di vista delle forze dell'ordine, non per colpa dei carabinieri e della polizia, perché loro fanno quello che possono con quello che hanno. Qui lo Stato deve intervenire in maniera più pressante, dare più uomini. Per esempio Ponzano Veneto e Paese hanno un'unica stazione di carabinieri dove ci sono, se non sbaglio, dai 14 ai 16 militi a seconda della situazione. Visti gli abitanti che abbiamo, dovrebbero essere almeno 4 o 6 di più per poter garantire più macchine sul posto. Ma se i comuni devono, come capita a noi, regalare la carta, regalare il toner, gli regaliamo il PC, gli regaliamo il tablet, ogni anno facciamo la donazione alla nostra stazione, perché non hanno neanche quello. Avete capito? Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma io penso che i cittadini non lo vogliono proprio capire, insomma, che quando governano le destre si giocano il gettone della tensione sociale. Allora, l'anno scorso sono stati dati 29 miliardi, senza tanto così dirlo in giro, al Ministero della Difesa. E più sono stati dati miliardi all'Ucraina, però questi sono mica soldi. 3 miliardi costava il reddito di cittadinanza e ci risparmiava, era come una disoccupazione degli anni 70, e ci risparmiava questa gente che per
pochi euro va in giro a far Magliani. Ma siccome la destra vuole sempre giocare il gettone di attenzione e lo gioca sempre bene, e chi fa parte della cittadinanza non lo capisce, perché c'è anche questa voglia di non capire che 3 miliardi del reddito di cittadinanza era per non avere questa gente che va a rubare galline. Però la tensione sociale ti fa votare a destra. Buona giornata signori. Abbiamo sentito Claudio da Marano Vicentino, prego Sindaco. Beh, non condivido. Secondo me il reddito di cittadinanza, come è stato istituito, è stato un errore madornale, perché personalmente ho trovato lavoro delle persone e personalmente ho ricevuto il rifiuto da queste persone perché tanto seduto sul divano avrebbero preso quasi la stessa cifra. E quindi io credo che il sistema che avevamo prima degli assegni per i disoccupati, di chi era in cassa integrazione che poteva anche venire a lavorare in comune, chi era in mobilità eccetera, si è voluto modificare un sistema per trasformare la società e per garantire sì una sicurezza economica ed evitare che questi andassero a delinquere, ma li abbiamo abituati anche a non far niente, e questo messaggio nelle famiglie è passato perché gran parte dei giovani l'hanno acquisito, perché non è possibile che in qualsiasi azienda adesso fuori ci sia un cartello cercasi personale, e poi abbiamo le persone che comunque sono a casa, anche giovani, perché stanno bene, perché sono mantenute dalla famiglia. Io credo che l'errore che ha fatto la politica di destra o di sinistra è quella a volte di assistere troppo le persone, ma di non creare invece quei sostegni economici corretti perché le aziende abbiano la possibilità di assumere, perché se poi alla fine assumere diventa una responsabilità, perché a un certo momento magari ti manca il lavoro e sei costretto a licenziare e poi siccome non lo puoi fare e quindi devi pensarci 3 volte prima di assumere, quei soldi del reddito di cittadinanza o di tante altre volte che lo Stato butta via i soldi dovrebbero essere dedicati diversamente. Anche i stessi comuni che hanno poco personale per fare le manutenzioni, per fare sociale, magari direttamente, avessero avuto loro i soldi, avremmo potuto benissimo noi assumere i nostri cittadini che conosciamo, fargli fare il lavoro in casa, è quello che noi siamo in grado di gestire e di controllare, e queste persone avrebbero avuto anche la dignità di un lavoro. Io credo che va vista diversamente, cioè alla fine lo Stato effettivamente a volte sperpera del denaro, quando a livello locale potrebbe essere utilizzato diversamente. Poi la spesa militare, se facciamo parte di un organismo più grande che è come la NATO, noi abbiamo delle forze armate in moltissimi paesi stranieri dove garantiamo la sicurezza, perché magari non hanno l'aeronautica, perché non hanno altri servizi. La stessa Slovenia, per esempio, la copertura aerea gliele dà l'Italia, e questi sono costi, da qualche parte bisogna metterli. Se vogliamo far parte di un gruppo e poi essere anche coeso e in grado anche di difendersi, bisogna avere anche delle spese. Possiamo pretendere di essere forti e non avere poi le strutture militari adeguate. Poi è chiaro che la pace sarebbe meglio per tutti, costerebbe sicuramente meno. Allora, partiamo dall'ultimo. Intanto facciamo i complimenti alla Premier Giorgia Meloni e a tutta la squadra per questo rilascio di questa giornalista italiana, perché penso che per la prima volta abbiamo visto sia in Senato che alla Camera la politica unita. E questa è una cosa bellissima, perché non so quanti anni che non si vedeva più, forse non era mai successo, che hanno applaudito a questo risultato molto importante, e va detto e va fatto e grazie. Però non mi tornano i conti. Allora partiamo con il reddito di cittadinanza. Allora, il reddito di cittadinanza era stato firmato sia dai 5 Stelle che dalla Lega, il primo reddito di cittadinanza. Perché? Perché eravamo solo noi e la Grecia che non ce l'avevamo, e ancora funziona dappertutto. Questo reddito di cittadinanza prevedeva il lavoro, tanto è vero che erano stati proprio creati dei tutor appositamente, degli uffici appositamente per vedere cosa fare, come lavorare, e sembrava tutto tranquillo. A un certo momento cade il governo perché qualcuno ha deciso che non andava bene così, e cade tutto come al solito.
allora si deve riniziare tutto un'altra volta. Il problema è che non si inizia mai con quello passato, con le cose passate che funzionano e che possono andare bene, si cancella tutto. Si cancella tutto e si mette in piedi un altro baraccone che ha portato a quello che ha detto lei. Controlli zero, più da noi, qui da noi ci sono stati, tanto è vero sono stati pochissimi i furbetti, perché è vero, bisogna anche dirlo, però in altre realtà italiane questo non c'è stato, è venuto fuori il disastro. Allora l'opinione pubblica, e questo l'ha fatto la politica, è riuscito a mettere i poveri contro i poveri, per questo misero reddito che non sopravvivi con quel reddito là, perché adesso non sopravvivi neanche più con 2 stipendi, il sindaco, perciò vediamo dove era previsto che tu se volevi quel reddito dovevi lavorare, aiutavi anche i sindaci, cosa hanno fatto? Invece come al solito che succede in Italia, non lo Stato, il governo, lo Stato siamo noi, il sindaco, hanno fatto un macello. Invece di darli ai sindaci che tramite i servizi sociali gestivano questo reddito di cittadinanza perché conoscono, come ha detto lei, la realtà, è successo di tutto e di più. Allora, sindaco, è inutile che continuiamo a dire sempre è colpa del reddito. No, è colpa di una politica miope che quando le cose funzionano, solo perché viene fatto un altro governo, un'altra parte politica, viene cancellato tutto. Ma questo succede dappertutto con i piani regolatori, con tutto. Allora io le dico una cosa, sindaco, non sarebbe il caso invece di continuare a vedere questo povero disgraziato che sopravvive, perché sennò cosa facciamo? Li buttiamo dove? Sacchi a perdere, come quelle persone che passano davanti al Banco Solidale in provincia, razzisti, che dicono cosa dai da mangiare a questi sacchi a perdere? Perché magari hanno la pelle diversa, io lo dico davanti alle telecamere tranquillamente che c'è razzismo anche qua. Inutile che ce la giriamo e diciamo che non è vero, ma cosa dice la Mirella? No, l'hanno detto anche i ragazzi che ho invitato del Sansovino, quelli che hanno scritto queste lettere, e c'era anche una ragazza con la pelle scura che ha detto è vero Mirella quello che lei sta dicendo, lo provo anch'io, e i ragazzi, i suoi compagni hanno detto di sì. E poi c'è questa di colpire la povertà. 6 milioni di poveri, andiamo a verificare chi sono. I poveri, sindaco, che ci sono adesso e fanno parte di 6 milioni, sono famiglie che con 2 stipendi non ce la fanno più, perché abbiamo stipendi da fame, pensioni da fame. Io ieri avevo il Banco Solidale aperto, non riescono a fare la spesa, questa è la verità, sindaco. Poi quasi tutti i comuni anche la borsa della spesa, bisogna avere il banco alimentare. Ma vogliamo capire che è come il mondo è volontariato, che se tutti facciamo tutto non riusciamo a sfamarli, perché io ho poca roba, lei ha poca roba, perché un po' come che arriva dal Banco Solidale non arriva più niente. Per fortuna che ho il 5 per 1000 e grazie a questa grande famiglia riesco a comprare, perché sennò non potrei fare la borsa, perché non arriva più niente, buttiamo via tonnellate di cose tutti i giorni. Allora invece di guardare questa pagliuzza, vediamo dov'è la trave nell'occhio e togliamo quella trave. Voi siete voi, sindaco, voi siete tanti in Italia, siete tanti e avete l'esercito che sono i cittadini che vi hanno votato e siete in tanti. Io dico sempre siete tiepidi, siete troppo tiepidi. Perché i nostri parlamentari pagati da noi, caro sindaco, glielo dica quando li vede, devono ascoltare quello che dite voi, perché voi avete la situazione del territorio in mano, sapete quali sono le criticità e dove potrete intervenire. E invece non vi ascoltano, pochissimo, io li ho qua, i sindaci me lo dicono. Sì. E allora dovete... Ma perché l'errore è di una battuta tua di prima, perché la politica non è miope, ci vede benissimo. A Roma ci vedono benissimo e anticipano le cose e gli interessi sono sempre quelli alti, perché abbiamo degli onorevoli, e devo essere sincero, anche non solo di centrodestra, ma ne conosco anche di centrosinistra, che si battono. È che lì è tutto un sistema tale in cui la tua piccola modifica magari viene accolta, perché bisogna dare anche il contentino, ma la macchina burocratica che abbiamo creato a Roma che ha creato la politica. Che ha creato la politica, è inattaccabile e si autodifende. Quella sì è un'intelligenza artificiale che si autoalimenta, che fa del male. E si sì, perché poi alla fine sì, siamo tanti sindaci, a volte siamo uniti, perché nelle cose importanti, nelle amministrazioni locali dove non conta la politica e conta l'essere una persona e il sapere anche cogliere che
cambia il colore, ma le esigenze nei comuni sono sempre le stesse, riusciamo anche a portare a casa qualcosa. Poco, Sindaco, in base poco. agli eserciti che avete, voi avete gli eserciti, non siete soli, l'onorevole è solo, il senatore è solo, voi avete gli eserciti, perché loro sono eletti dalle segreterie politiche, certo, non da certo. noi, voi siete eletti dai cittadini. Ma anche il popolo italiano non è un popolo francese che si mette nelle barricate, che con gli agricoltori non abbiamo una rivoluzione nella storia, strade. Sindaco, Sì, noi non abbiamo una rivoluzione, questi siamo, inutile che ce la giriamo, sì. Questi siamo. Simone da Padova, vai Simone. Sì, buongiorno signorina Mirelli, io sto ascoltando la sua trasmissione qua. Lei ha ragione che siamo in tanti in povertà, ma neanche noi non facciamo niente per andare avanti come siamo. Perché? Cos'è questa situazione qua? La situazione ce la creiamo noi questa situazione. E il problema è che adesso anche il governo, questo gas, luce, tutto quanto questi aumenti, non sono come colpa del sindaco o colpa dell'altro, è colpa del governo. Perché se noi non abbiamo soldi per spendere, come andiamo su con l'economia? L'economia non va mai su del mio discorso. Il discorso è che se noi abbiamo più soldi spendiamo di più, se non abbiamo soldi non spendiamo. E questa situazione non è solo adesso, è da anni che andiamo avanti e ogni anno ci sono sempre aumenti e le buste paga giustamente sono quelle. Anche se noi andiamo sui datori di lavoro e chiediamo gli aumenti, anche loro, poveri cristiani, cosa fanno? Dicono no perché sono in difficoltà anche loro, nel mio parere. Dopo, non so, io ti sto ascoltando, giustamente anche l'uomo che è vicino a lei è giusto a parlare anche così, nel mio parere. Dopo, non so. Grazie, sì, ma in effetti abbiamo detto proprio questo, che è il governo che deve intervenire e che loro, siccome sanno i problemi che ci sono, che sono i sindaci italiani, devono di tutti meno, ma i problemi sono quelli, gira e rigira, lavoro, casa, stipendi, pensioni. Hanno gli eserciti, dovete muovere gli eserciti perché veramente non ne possiamo più. Io non posso continuare a vedere banchi alimentari che crescono. A Jesolo anche 20 giorni fa il sindaco ha creato il banco alimentare anche a Jesolo perché la povertà aumenta. Pubblicità. Siamo col sindaco Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano Veneto, che sta cercando anche lui di capire per migliorare, fare squadra, avere idee assieme. Ecco, queste idee che sono importanti perché sono idee che possono aiutare la comunità e questo è l'obiettivo. Non è che uno sia simpatico o antipatico, tu devi avere il ruolo che fa e cosa fa. Giustamente Simone dice, ma i sindaci poveri cosa possono fare? Hai ragione Simone. Ma è anche vero che i sindaci hanno gli eserciti fatti dai cittadini che li votano. Quello che non ha il governo, perché gli onorevoli se passano per la strada non li conosciamo, neanche i senatori, pochi, ma se passa il sindaco si conosce e si ferma. Perché io penso sempre, sindaco, quando uscite di casa, mamma mia stamattina cosa incontrerò? Perché la gente vi vede un punto di riferimento. Ma è bello, è bello, siete vicini alla gente. Poi nel bene o nel male, ma almeno ascoltate, vai a parlare con, non tutti perché ce ne sono di bravi, quando io li chiamo per la trasmissione sono sempre impegnati, se no mi dicono ma che domande mi fa? Dico grazie, buongiorno. La cosa più bella è arrivare senza sapere di cosa si parla. Ma mi sembra una roba, cioè, oppure non rispondono mai, non si fanno trovare anche i nostri. Cioè, capisco che, ma io insisto, cioè, sono una che molla l'osso facilmente, è chiaro, e poi lo dico, e sono quelli che voi votate, che dite che sono anche bravi, però non vogliono il confronto, perché il confronto, come fate voi invece sindaco, che venite qua, vi confrontate con le persone, fa paura, perché devi dare risposte, e siccome le risposte non le hanno, veramente con degli stipendi, con delle cose che fanno rabbrividire in base a quello che otteniamo, perché mancano tutti i servizi dappertutto, no, ci dica lei sindaco se sbagliamo o no, perché io sono la voce dei cittadini, loro gliela do io. Il confronto è la cosa più bella, a volte si può anche uscire sconfitti e sbagliare, anche perché sennò diventeremo dei dittatori e non è corretto e neanche deve essere, ma serve anche per crescere, un confronto, avere idee nuove, essere criticato, capire di aver sbagliato, cambiare strada
È quello che magari in questo mondo dà fastidio, perché è sempre meglio essere i primi, essere elogiati, non sbagliare mai, essere nella prima pagina, riempire i social di cose a volte finte per farsi un'immagine che non è vera, poi quando torni a casa invece di fronte alla gente che incontri tutti i giorni, quella è la verità, perché ai vicini di casa, nei paesi almeno piccoli come i nostri, insomma, puoi raccontare balle. Sì, anche perché se racconti balle non ti eleggono, no. Perché questa è la realtà. Poi, se invece semini bene raccogli. E i 4 soldi che prendiamo non sono neanche tanta fatica. E che responsabilità vi hanno dato? Certo. Perché la patata l'hanno passata a voi, furba la politica, molto furba. Andiamo a Trieste e vediamo questa anziana truffata di 7.000 euro, perché non mancano anche questi tutti i giorni. Andiamo a vedere. La truffa del finto avvocato e dell'incidente ha provocato una nuova vittima. A subire il raggiro è stata una persona anziana in un appartamento di via Santo Gavardo. Il truffatore si è finto un avvocato giunto dalla donna per notificare un fittizio avvenuto incidente a un parente che, per essere risolto, avrebbe necessitato del versamento di un'ingente somma in contanti. Tutto inventato di sana pianta, naturalmente, ingannando l'ignara vittima che è stata derubata della cifra di 7.000 euro e vari monili in oro, nonché del telefono cellulare. Ad accorgersi del fatto è stato il nipote che, andando a trovare la parente, ha sorpreso nell'abitazione l'uomo che si è divincolato alla vista del ragazzo, fuggendo con ancora in mano il telefono della vittima del raggiro. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri del comando di via dell'Istria. Per le indagini è stato coinvolto anche il nucleo investigativo dell'Arma. Allora, verificare anche, come si diceva prima, Sindaco Baseggio, cosa è la fragilità, come si può aiutare, come diceva lei una volta, e anche le telefonate che ho ricevuto in settimana, se un minore si vedeva per strada una volta, qualcuno diceva: Ceo, dove va tu? Sai, tua mamma dove che te sei? Adesso mi sembra che siamo in balia di questi ragazzini, che sono pochi rispetto a quelli bravi, perché io sono convinta di questo, però stanno alzando sempre più l'asticella, perché sono diventati loro i genitori, comandano loro in casa. Qual è il problema? Cioè, anche se faccio questo, qual è il problema? La legge mi tutela perché sono minore, perciò a sto punto posso fare quello che voglio, anzi riesco ad andare nei social a dire che sono il figo di turno, e voi siete con le spalle al muro, noi siamo con le spalle al muro. Ma è mai possibile, Sindaco, che non si riesca a fermare questo gruppo? Perché alla fine, guardate che non sono tantissimi, i classici bulletti, quelli che comandano il gruppo, perché il gruppo ha paura, il gruppo filma, il gruppo non va davanti, il gruppo filma, perciò là capite la debolezza. Ma fermeremo sti ragazzini, sì o no, Sindaco? Perché parliamo di 14, 15, 16, anche 17, che questi, il problema è che sono pericolosi, e sapete perché? Perché si sono bevuti il cervello con la droga, non si controllano più. Cioè il cervello è fumato, e perché io ho parlato, fortunatamente riesco anche a entrare in certi giri, e l'altro giorno proprio, l'ho detto anche in televisione, un ragazzo mi ha detto: guarda Mirella, che quel ragazzino che tu dici era un buonissimo ragazzino, la droga, Mirella, ma guarda che la droga gira a fiumi dappertutto, Mirella, anche nei paesi. Ho detto, perché sento, no? Mamma mia, Mirella, problemi ci sono. Cioè, Sindaco, vogliamo capire che forse dobbiamo muoverci, come dice lei, serve l'esercito, andiamo a prendere l'esercito, andiamo a prenderlo, serve la protezione civile, non potremo mica vederla solo in occasioni di sagre, feste, di esondazioni. Se serve la protezione civile, mettiamo la protezione civile, ma stiamo scherzando? Qui rischi la vita, Sindaco, perché un ragazzino si è bevuto il cervello, perché arriva dall'est questa banda e ti uccide per 2 soldi, perché questi ti spara in bocca, Sindaco, non sai chi si gira da un'altra parte. Questi non sono, come dice qualcuno, no, questi sono bande, come ha detto lei, di criminali che fanno per lavoro, e questi fanno veramente paura. Prego.
Sì, nelle bande questi arrivano dall'est, tantissime, già confermato anche dai carabinieri nelle varie indagini, coprono tutto il territorio, un'ora dopo sono di là della frontiera, quindi è anche difficile prenderli. Rispetto ai ragazzi è molto triste la situazione, perché il valore che danno alla vita loro, e figurati quella degli altri, vale poco, perché se hanno deciso di rovinarsela. E poi quando sono fatti o nervosi o quando diventano un branco, diventano anche cattivi. Fare del male agli altri, prendere a sassate un cartello o prendere a sassate una persona è indifferente, e fa specie il fatto che si elogino tra di loro, che ci sono più persone che fanno le registrazioni e poi queste vengano girate in tutte le chat possibili come se fosse un premio e come se fosse un qualcosa in cui vantarsi. Sì, dobbiamo fare subito qualcosa, perché se questa è la società che si sta creando, anche perché se non levi le mele marce, sindaco, l'albero diventa marcio tutto, dobbiamo stare attenti a questo. Deve cambiare anche il sistema giudiziario e ordinatorio in Italia, perché finché continuiamo così, dove tanto il ragazzo è minore, risponde il genitore e mica può essere messo dentro il genitore quando ha delinquere il ragazzo, il sistema non funziona più. Qui bisogna agire dal punto di vista normativo e anche con la presenza sul territorio. Mario Conte in questi giorni si lamentava tanto, e adesso pare che sul serio arrivino finalmente nuovi agenti e nuovo personale della pubblica sicurezza. Questo è un bene anche per tutta la provincia, perché se poi ci sono più agenti nella città capoluogo, gli altri si possono dedicare anche alla periferia, sì, ma sono sempre pochi. Esatto, che non abbiamo i numeri, dai sindaco, non li abbiamo l'esercito in strada sarebbe utile, poi però si parla, ecco, ma allora la militarizzazione, la libertà. Ma se è un problema di sicurezza, come abbiamo sentito dai cittadini. Sì, ma sono d'accordo, oggi non siamo liberi, perché abbiamo paura di uscire, abbiamo paura di fare la spesa, abbiamo paura di rispondere al telefono. Bravissimo, bravissimo. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Buongiorno Mirella, buongiorno. Buongiorno anche all'ospite. Buongiorno. Le forze dell'ordine, fatalità, le vediamo solo al giovedì, al venerdì, al sabato, alla domenica, al lunedì, che sono quelli che sono impegnati quando ci sono le partite di calcio. Quando ci sono le partite di calcio, non so quanti personaggi, quanti mille, quanti sono delle forze dell'ordine che sono negli stadi per osservare, diciamo, l'ordine. Ma per quanto riguarda invece la vita comune dei cittadini, dove sono le forze dell'ordine? Non le vedi in giro. Io giro per la strada, non le vedi, non ci sono le forze dell'ordine. Perché, diciamo, il calcio ha tante forze dell'ordine a disposizione e per noi cittadini poveretti, che noi l'attività tabacchini, negozianti, banche, che vengono tutti i giorni massacrate da questi, diciamo, microcriminali, quelle cose lì. Ma le forze dell'ordine dovrebbero essere in giro sempre. Qui c'è una cosa da dire, c'è tanto calcio e poco fosforo. Per me è così. Buongiorno e grazie. Grazie caro Antonio. Allora, prima di commentare la telefonata andiamo a vedere questi bulli al Conad di Ponzano, perché di quello si parlava, poi risponderemo anche a Antonio. Verso le 17:30 sono entrate queste due ragazze e inizialmente non ci siamo accorti di queste due individue. Poi hanno iniziato a mangiare, banchettare tra biscotti, merendine, succhi di frutta, latte, chi più ne ha più ne metta, come se fossero a casa propria. Non erano evidentemente a casa loro, ma tra gli scaffali del Conad di Ponzano, le protagoniste di un pomeriggio che a tratti ha rasentato la follia, complice con buona probabilità una dose massiccia di alcol. Una 17 anni, l'altra 18enne del Montebellunese hanno iniziato a pasteggiare ed è bastato il richiamo di una commessa per una reazione inconsulta, il lancio di una bottiglia di latte. Fortunatamente contro gli scaffali. Scatta immediata la segnalazione ai carabinieri che una volta sul posto vengono a loro volta aggrediti. È la 18enne in particolare fuori controllo a inveire e calciare. Sono minuti concitati e ci si accorge che in azione ci sono anche dei complici. Visionando le telecamere poi ci siamo accorti che non erano solo loro due, ma bensì avevano anche due complici
che da lì hanno raffinato alcolici, gelati e quant'altro, per poi questi due individui alcolici, come se nulla fosse, portandosi via la merce. I due soggetti, anche loro giovanissimi, sono in corso di identificazione, mentre le ragazze sono state denunciate. La più grande, già destinataria qualche mese fa di un avviso orale da parte della questura, viene anche arrestata, salvo poi essere rimessa in libertà dal giudice. Furto aggravato in concorso, resistenza e oltraggio pubblico ufficiale, alcune delle accuse che la porteranno in tribunale. Più che da imprenditore, Pillon parla da padre volontario impegnato soprattutto ad Arcade. Non è bello vedere queste scene, soprattutto per le ragazze giovani, come sono. Parole amare, cui segue un appello. Dobbiamo noi genitori a imporci delle regole e anche ad affidare questi ragazzi per queste baby gang, però non devi evitare queste baby gang a portarli a fare del volontariato. Il volontariato è un bene prezioso per le comunità, è un bene prezioso soprattutto anche per i loro giovani, per introdurli a non fare queste sciocchezze, perché effettivamente sono sciocchezze. Se uno volesse. Allora, come commentiamo, Sindaco, sia quello che ha detto Antonio da Padova che il servizio che abbiamo visto di queste due ragazze ubriache, perché piene di alcol in corpo e chissà anche cosa, magari, oppure questi giovani che vediamo fuori di testa e noi con le spalle al muro, perché guai muoverti. Prego. Beh, quello che ha chiamato prima Antonio. Giusto? Ha ragione, perché in Italia non solo il calcio, ma il 90% del calcio drena tutte le risorse della pubblica sicurezza, perché poi se succede qualcosa qualcuno deve rispondere, quindi o il questore o il prefetto o chi ha la responsabilità di quel servizio, e quindi sì, è pieno di agenti in tutte le partite, e quegli agenti, quando hanno fatto tutte le loro ore di lavoro, compresi straordinari, e poi sono a casa a riposo oppure hanno finito l'orario di lavoro e quindi non sono nel territorio. Quando ci sono centinaia impegnati negli stadi, sono centinaia non impegnati nelle strade, e questo ha ragione, è il sistema sbagliato. Non può essere che anche lo stadio diventi un posto pericoloso dove andare, e siccome è un posto pericoloso non dappertutto e non tutti gli stadi, ma in alcuni settori, alla fine questi sono i risultati. Alla fine pagano sempre gli altri, quelli che non possono avere la polizia o i carabinieri o le forze dell'ordine in strada. E rispetto a quello che succede dei giovani, questo fatto era di un po' di mesi fa, di quest'estate, e ben ricordo, perché poi il titolare della Conad lo conosco personalmente e mi ero permesso anche di prestare un po' la mia vicinanza, come per altri fatti che erano accaduti. E questo fa specie, perché se dietro non ci sono delle famiglie che impongono una certa educazione, ma poi anche i ragazzi non colgono, bisogna fargli cogliere magari anche obbligatoriamente in qualche maniera tutto ciò che il territorio offre, perché come diceva il titolare della Conad ci sono associazioni di volontariato, ma almeno tipo a Ponzano Veneto questi due ragazzi erano di Montebelluna, quindi magari non gli riguardava o non avevano colto la possibilità di poter utilizzare il proprio tempo in tantissime altre occasioni. Abbiamo tutti gli sport che esistono a questo mondo, tutte le attività sociali che esistono a questo mondo, attività culturali, di musica, di pittura, di danza. Voglio vedere dopo 3 ore di sport o di volontariato se hanno ancora voglia di fare. Enzo da Feltre, vai avanti Enzo. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire su 2 cose. Il problema è, sì, non siamo più ragazzi, perciò i 60 li avevo passati. Ai nostri anni, se facevi qualcosa che non andava, quando arrivavi a casa prendevi le pettinate che mezze bastavano. Ma adesso ci sono anche delle leggi troppo leggere, cioè ci vorrebbe un po' di durezza su questo. Cioè, un po' anche per le forze dell'ordine, se loro possono fare quello che vogliono, guai se gli dà una sperra, si dice qualcosa. Cioè, ci vorrebbe un po' di polso da parte del sistema. Questo è il mio pensiero, ci vuole un po' di durezza. Cosa ne pensa? Grazie Enzo, salutiamo anche Feltre. Prego Sindaco, come risponde, come ci saluta, che ormai il tempo è passato. Credo che questo signore ha ragione, nel senso che serve un po' più di polso, ma anche delle regole che permettano di avere un po' più di polso, perché se gli agenti di polizia devono perfino stare attenti a come ammanettare una persona e metterlo in macchina in sicurezza, che non si faccia male, magari questo ha appena violentato qualcuno o qualcuna, allora
come puoi agire sul territorio e far vedere che lo Stato c'è, quando la gente è il primo a porsi il problema di Ma Sindaco, chi è che ha fatto le leggi che noi i giudici... siamo sempre noi. Ma chi ha fatto le leggi che i giudici applicano? Mi sbaglio, il Parlamento? Ma a volte anche la giustizia e i giudici interpretano la norma. Ma perché interpretano? Perché può essere interpretata, se invece tu fai una roba seria, quella è, da là non si in scappa. altri paesi d'Europa, non in altre parti del mondo d'Europa, la polizia quando esce, prende e magari anche alza le mani e non si permettono di andare dall'avvocato. Tipo la Spagna. Come ci saluta, Sindaco? Che auguro a tutti un 2025 più sereno. Grazie. E speriamo che ognuno di noi possa riprendere quegli spazi che ci appartenevano con il dialogo e la fratellanza tra vicini di casa, che è quella che poi potrebbe ricostituire una società che oggi manca. E il sindaco di Ponzano, e lo dico, Antonello Baseggio, dai sindaco. Mi impegno, come suggerito, a fare una lista delle persone fragili. La prossima volta che mi inviterai ti porterò i risultati. Grazie infinite, veramente. Ecco, queste sono le cose. Perché avete sentito il telefono che suona? E sono queste persone, perché ce l'ho aperto per vedere chi è, perché ho sempre paura che succeda qualcosa in attesa che arrivino rinforzi, se arrivano. Grazie al sindaco Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano Veneto. Pubblicità. Allora io ringrazio il dottor Ferdinando Schiavo, siamo collegati con Portogruaro dove c'è il neurologo dei vecchi che è proprio il dottor Ferdinando Schiavo. Io li chiamo diversamente giovani, dottor Schiavo, e come sta vedendo è questa persona diversamente giovane di 90 anni seduta sulla poltrona nello studio dove sono, che è arrivata in corriera per chiedermi aiuto, non un aiuto economico, è arrivata con un panettone, dottore, un aiuto di ascolto, un ascolto che non riesce ad avere. Ha detto: ho bussato a tutte le porte, nessuno mi ascolta. Lucidissima, dottor Schiavo, perché si ricorda tutto, una cosa incredibile. È arrivata prima con la bicicletta alla fermata della Corriera, poi ha preso la Corriera, sto parlando di 90 anni, ed è arrivata qui a Media Nord-Est, stavo per entrare in trasmissione. Allora io mi domando cosa sta succedendo. Questa mattina ho dovuto chiamare un sindaco di una città importante perché un'altra persona ha chiamato chiedendo aiuto, hanno paura, questa persona esce la mattina per paura di essere portata via, una cosa incredibile. Allora, io capisco, dottor, che la ragione non sta mai da una parte sola, dottor Schiavo, che bisogna guardare anche l'altra faccia della medaglia, ma l'ascolto sì, dottor Schiavo, ma come? Non ascoltiamo queste persone che chiedono solo ascolto. Questa nonnina diceva: io voglio conoscere, capire, sono curiosa, non me ne frega niente che vengano a trovarmi, se vengono là in silenzio, scappano via di fretta o per lavoro o per altre cose. È meglio che non vengano neanche a trovarmi, e ha chiesto aiuto. Cosa sta succedendo? Le ho fatto 2 esempi, dottor Schiavo, per capire che io tutte le mattine ho il telefonino che squilla perché ho sempre paura che succeda qualcosa a queste fragilità, che nessuno si preoccupa, manca personale, mancano soldi, e dai, cosa facciamo con queste creature? Prego, dottor Schiavo. A parte il fenomeno di cui avete parlato prima, ho sentito gli ultimi minuti della trasmissione, che coinvolge soprattutto i ragazzi giovani. C'è una epidemia di solitudine, ecco, la possiamo chiamare così. Tant'è vero che io faccio parte di un'associazione, si chiama di psicogeriatria, dove siamo uniti i neurologi con i geriatri, gli internisti, gli psichiatri, gli psicologi, i logoterapisti, i fisioterapisti, gli OS, tutti quanti, per cercare di combattere in qualche modo le fragilità, cercare in qualche modo di partecipare, far conoscere ognuno le problematiche che emergono, insomma collaborare, quella cosa da cui si impara sempre collaborando, ascoltando gli altri. Quindi c'è un'epidemia di solitudine. Tant'è vero che la solitudine dal 2017 è diventata ufficialmente un fattore di rischio di fragilità e di demenza.
Ora, bisogna un po' definirla questa solitudine. Diciamo che la solitudine dal punto di vista così della descrizione è soggettiva. L'isolamento sociale è oggettivo, cioè oggettivamente quella persona vive sola, ma non sempre i due concetti combaciano. Diciamo che forse quello più potente sotto un certo aspetto è il sentirsi soli, abbandonati, senza avere nessuno a cui appoggiarsi, è quel sentimento che ti fa star male, ti fa soffrire, fa aumentare indici di infiammazione ed altro, insomma comporta delle conseguenze che dallo psichico passano all'organico, al fisico, anche al cerebrale, al cardiaco, sotto moltissimi aspetti. Addirittura è stata costituita da questa nostra associazione nazionale, Associazione Italiana di Psicogeriatria, la giornata nazionale che è il 15 di novembre ogni anno. Viene fatta a Padova, viene fatta anche in altre città. Mi ricordo nel 2017 o 2018 l'ho organizzata io a Udine, poi subito dopo a luglio ne è stata fatta un'altra. È diventato un problema. Una città vicino alle nostre, Trieste, ha circa il 50% di famiglie unipersonali, dove c'è una sola persona. Sono tanti motivi. Uno dei motivi è che si vive per fortuna un po' più a lungo, c'è questa diversità di sopravvivenza uomo-donna, l'uomo ha 81 anni, la donna 85 circa, per cui la maggior parte di queste persone sole sono donne, le quali donne sono robuste abbastanza, più degli uomini, fino a 50 anni. Dopo i 50 anni, con la caduta degli estrogeni, cominciano a diventare un po' più fragili rispetto alla controparte, quindi le donne vivono un po' di più ma in maniera un po' più fragile. A parte questo, noi italiani siamo campioni di indici di sopravvivenza, ma non di salute sana, quindi si vive a lungo, ma gli ultimi anni, 8, 12, adesso sono calcoli un po' strani, li viviamo in fragilità. Ecco, sono concetti un po' così a cui magari non ci si è abituati. Io racconto la fragilità, si può raccontare in mille maniere, come una situazione fisica, psichica, sociale, di filo del rasoio, dove basta un nulla per far precipitare tutto quanto. Ecco, la racconto meglio pensando, che so io, a una tazza di cristallo del 400, dove tenterò di non mettere mai l'acqua bollente e farmi una camomilla perché ho paura che si spacchi. Solo che se questa tazza è su un tavolo dove noi appoggiata, dove noi magari stiamo festeggiando insieme ai bicchieri, alle paste, c'è pericolo che qualcuno la rompa, quindi qualcosa che viene al di fuori del cristallo, appartiene a noi, alla società. Ecco, se invece questa tazza è dentro un armadio in mezzo alla paglia, direi che è al sicuro in qualche modo. Quindi è importante il cristallo della tazza, ma è importante anche tutto quello che la circonda. C'è molto da lavorare in questo senso. Per esempio si sta cercando di fare i condomini intergenerazionali, in cui ci sono i giovani che possono badare un po' alle persone anziane. Si sta cercando appunto di sensibilizzare le persone, anche tramite le associazioni di volontariato, effettivamente riuscire a mettere insieme, fare dei gruppi di quartiere e di altro, questa incomunicabilità che sta venendo fuori sempre di più, complici tanti motivi, fra cui l'isolamento da televisione. Tante volte finisci di mangiare, più piombi sul divano, non hai voglia di uscire, di passeggiare, complice a volte anche il clima, naturalmente, e quindi di conoscere
le persone che ti stanno vicino. Io ho avuto un'infanzia a Siracusa che gode di un clima formidabile e mi ricordo queste persone anziane sedute fuori dalla porta, quelle che dormivano nei bassi, ma anche quelle che dormivano nei piani più alti, e si sedevano fuori e chiacchieravano e ridevano come i matti. Io mi ricordo queste grandi risate, queste grandi a volte discussioni, tutto quello che era, ma si comunicava, si stava insieme. La solitudine... Però vede, dottor Schiavo, è vero quello che dice lei, però in attesa che succede questo, noi dobbiamo vedere quello che possiamo offrire nel territorio per cercare di supportare queste fragilità. Ed è, come abbiamo detto prima col sindaco Baseggio e che lei ha sentito, è il mondo del volontariato. Allora, questo mondo del volontariato, che tutti si mettono anche a livelli molto alti, questo fiore all'occhiello, la mia regione, i numeri, poi troviamo che non ci conosciamo tra di noi, che ai tavoli partecipano i soliti noti perché politicamente forti, tutto il resto è noia e soprattutto non riusciamo ad arrivare alla fragilità perché c'è la privacy e i servizi sociali non ti danno il nome e cognome perché la legge lo vieta. Allora, dottor Schiavo, finché noi continuiamo a parlare e non intervenire, perché a qualcuno va bene che rimaniamo così, perché dividi e t'impera, è il detto che regna sovrano dappertutto, noi non aiuteremo queste fragilità. Allora, cosa dobbiamo fare? Tanto capire chi è il mondo del volontariato, anche voi dovete richiederlo, chi fa cosa, perché ripeto, come ho detto prima, è sempre che se tutti facciamo tutto alla fine non facciamo niente, perché troviamo l'anziano morto o disperato che chiama direttamente, e vedere come impiegare questo mondo del volontariato. Io ho avuto il presidente dei medici di famiglia che alla mia richiesta, ma mi scusi dottore, lei ha l'elenco delle associazioni che possono aiutarla nel momento che arriva questa fragilità? No, Mirella, non ce l'abbiamo, nessuno ce l'ha mai dato. Noi non sappiamo dove andare. Oppure, come è successo, mi sono seduto attorno ad un tavolo con un'associazione che chiudeva il venerdì pomeriggio, perciò fino a lunedì non poteva darmi il supporto. E allora cosa me ne faccio di quell'associazione? Capisce, dottore, che anche voi forse dovete premere l'acceleratore perché, come dice lei, sta diventando un problema la solitudine. Io tutte le mattine, prima di aprire questa meravigliosa trasmissione, la dico così perché sono a contatto con tantissime persone, devo chiamare, che chiamano, per paura sempre che succeda qualcosa di irreparabile, perché può succedere. Allora chi chiamo? Chiamo i sindaci. E gli dico, guarda chi ha chiamato in diretta questa persona, cosa puoi fare? Vuoi andare a verificare? È vero o non è vero? Chiami i servizi sociali e verifica. Ma io lo devo fare, dottor Schiavo? Mi sembra che paghiamo tante persone che dovrebbero fare questo. Ma come i medici di famiglia non hanno l'elenco delle associazioni di volontariato, in farmacia, nei supermercati non trovi nessun elenco, anche cartaceo. Non tutti adoperano l'online, non lo sanno adoperare, inutile che ce la giriamo, poveretti, non lo sanno. Ma perché non gliel'hanno insegnato? In Canada, in Australia è diverso perché gliel'hanno insegnato. Adoperano i tablet in maniera incredibile, diversa. E noi? E noi andiamo nello spazio però, noi dobbiamo fare la banda larga nello spazio. Lei sorride, a me viene da piangere, dottor Schiavo, per quello la invito e sapere cosa ne sa. Prego, dottor Schiavo. C'è tantissimo da parlare. Io ormai ho lavorato in ospedale per decenni e adesso sono un neurologo di strada, quindi sono nel territorio come libero professionista. Quando posso, se capita, aiuto anche qualcuno che non è in grado. Non lo so, perché qui bisogna veramente interrogare, collaborare con gli psicologi, i sociologi e ovviamente i politici. Se i politici sono sordi a questo richiamo, bisogna andargli a tirare le orecchie, ma a volte io credo che basti poco. Ma intanto le fermo un secondo, dottor Schiavo, perché abbiamo Lorenza da Mestre, se non mi cade la linea, ma poi riprendiamo subito. Prego, Lorenza. Buongiorno Mirella, e buongiorno al suo ospite. Volevo chiedere un'informazione a riguardo di questo neurologo. Dottore, adesso non c'è la versione. Dottor Schiavo.
Ecco, queste associazioni, questo gruppo di medici, sociologi, psichiatri, eccetera, io purtroppo nella vita ho subito 3 lutti uno dietro l'altro, non ho avuto modo di metabolizzare la situazione e mi trovo da sola con 3 patologie, maculopatia, carcinoma alla tiroide, adesso devo fare l'esofago, cioè praticamente il mio fisico ormai non regge più. Io ho provato a battere qualche porta, eccetera, perché sì, ho 73 anni, però il mio fisico ormai è crollato. Di conseguenza non so dove andare. Ho provato varie porte, ma non ho avuto, diciamo, una prospettiva di un aiuto generale. Ecco, questo mi chiedo. E questa situazione che appunto stava parlando il dottore, vorrei sapere dove si trova, dove posso rivolgermi, perché io ho anche le gambe che mi stanno mancando, capito Milena? Grazie di avermi ascoltato. Grazie a te Lorenza cara, grazie, se hai bisogno sai che puoi chiamare. Prego dottor Schiavo. Allora, l'associazione ha fini, diciamo, scientifici, organizza convegni ed altro. Dopo, se avremo tempo, vi accennerò a una patologia che si chiama delirium, che è uno stato confusionale. Non fa consulenza, ecco, in questo senso. È un'associazione grossa, Associazione Italiana di Psicogeriatria, basta, se può, cercare su internet. Quando ci sono più patologie, avviene un fenomeno che possiamo chiamare frammentazione, cioè una persona viene seguita dall'endocrinologo, dall'oncologo, nel caso della signora, chissà, da altre figure, il diabetologo, che ne so, le gambe che non reggono potrebbe essere anche il neurologo perché c'è una neuropatia, una miopatia. Ci vuole una figura che dovrebbe essere rappresentata dal medico di medicina generale, che deve tirare le fila come nei pupazzi siciliani, cioè deve avere l'accortezza di vedere tutti questi tasselli, dare un nome, un significato, dare un appoggio, cercare di essere un bravo medico, ma anche un bravo vigile urbano, dire per questa cosa si va da questo medico. Abbiamo dei colleghi medici che addirittura dicono: ma il geriatra, la signora è giovane, il geriatra a che cosa serve? Io non sono un geriatra, ma amo i geriatri, amo la geriatria. Il geriatra è il medico della complessità. La complessità spesso si attua quando appunto ci sono più patologie, per cui se dai una cura per una magari puoi fare male a quell'altra patologia. È tutta complessità, è tutto un compromesso, ecco, complessità e compromesso. E quindi ci vuole una figura che cerchi di, piuttosto che frammentare, c'è questa frammentazione, arriva l'otorino e pensa solo a quello, arriva l'endocrinologo, una figura che cerchi di avere una visione che viene chiamata olistica del tutto, magari possibilmente con un appoggio psicologico da parte della persona, che può essere il medico di medicina generale, e se non basta attraverso delle figure che sono le o gli psicoterapeuti. Sì, l'esempio della signora è un complesso di giovane fragilità e ovviamente di complessità e di solitudine in certo qual modo. Non ho idea se la signora viva da sola, viva con altre persone, mi auguro che viva con altre persone e che queste altre persone vedano di lei, perché la solitudine, l'ho detto all'inizio, non significa essere soli, significa sentirsi soli. Ci si può sentire soli anche in una famiglia di 5 persone. Ecco, questo concetto però, dottor Schiavo, deve mi passare. Scusi, quello che volevo dirle, dottor Schiavo, è che quando c'è stata questa pandemia che veramente ha messo con le spalle al muro non solo l'ambiente sanitario ma tutti, comprese le famiglie, sono molto concentrati sui giovani, poveri giovani, psicologi, di tutto e di più, bisogna attenzionarli, dimenticando che forse loro avevano degli strumenti che tutto sommato riuscivano anche a comunicare. E ci siamo dimenticati completamente di quella che era l'altra realtà, che sono delle persone che stiamo parlando adesso, sole,
che non sanno adoperare questa nuova tecnologia, che nessuno le va a trovare, che pochi conoscono, che non riescono ad avere amicizie e farsi ascoltare. Noi come mondo del volontariato, dottor Schiavo, proprio nella pandemia eravamo in prima linea, perché noi andavamo anche rischiando nelle case a portare la borsa della spesa, specialmente alle fragilità, in maniera che potevamo anche vedere. Io mi sono fatta accompagnare anche dalla Croce Rossa, perché ripeto, non puoi fare tutto da sola, devi anche capire dove puoi arrivare e con chi puoi arrivare meglio, in maniera che vedevamo anche la fragilità, come viveva, di cosa aveva bisogno, se c'era qualcuno. Ma noi, dottor Schiavo, dopodiché, finita la pandemia, ancora una volta ci concentriamo sui giovani, perché ci sono questi ragazzi, io non li chiamo baby gang perché non lo sopporto sto nome, sono dei ragazzi che si sono fumati il cervello, che qualcuno deve fermare, perché sono anche pochi, dottor Schiavo, a mio avviso. E allora i suicidi dei giovani, e dai, psicologi, e gli altri cosa facciamo? Quelli che ci hanno fatto diventare grandi, bravi, anche educati, questi non ce li ricordiamo? Li dimentichiamo perché perché è impegnativo occuparsi di queste fragilità, perché devi dare delle risposte sociali, economiche, ascolto, come dice lei. Non se ne parla. Prego, dottor Schiavo. Io dovrei trasformarmi in sociologo o in esperto in psicologia giovanile. Ne capisco fino a un certo punto. Sì, quello che lei ha detto è reale, e tuttora è uscito anche un lavoro nei giorni scorsi sul disagio residuo nei giovani dopo il lockdown, dove si stanno vedendo determinate cose. Sinceramente non ho i mezzi per... No, ma lei parli di quello che si occupa, di queste persone. Allora, quelli sappiamo chi sono. Io mi occupo degli anziani. Nascono più vecchi che bambini, sono tanti gli anziani. Mi occupo degli anziani o delle persone fragili. Anche Eluana, poverina, che aveva 21 anni, 22 anni, era una persona fragile, molto fragile. Vi ricordate di Eluana Englaro? Sì. Però la maggioranza delle persone fragili sono le persone che vanno avanti con l'età, con le malattie, con i tanti farmaci e tutto. Sì, manca l'ascolto, ma al di là del Covid c'è stato nel contempo piano piano un cambiamento della società. Ecco, una società che si è rinchiusa in sé, ma basterebbe andare in un qualsiasi pizzeria e vedere una famiglia di 4 persone, ognuna col suo cellulare, che non si parlano. Lì il Covid non c'entra niente. C'entra probabilmente sto benedetto e maledetto apparecchio che sta condizionando nel bene e nel male la nostra vita. C'entrano una visione diversa. Io ricordo quando agli inizi della mia carriera in ospedale a Udine, più di 50 anni fa, appunto che il mio primario Pessina, insieme al professore Feruglio, il cardiologo, avevano fatto dei lavori e le persone che andavano in pensione, in parole povere, avevano confermato quello che già un po' si sapeva, che chi va in pensione senza hobby, senza interessi, muore prima di quello che è pieno di interessi. Quindi forse il messaggio che possiamo mandare, al di là del volontariato, dell'impegno da parte di noi medici e di altre figure, è quello di crearsi degli interessi. Quanta gente c'è senza interessi in giro per il mondo a 40 anni, a 50 anni? Persone che lavorano e basta, per esempio, senza coltivare un hobby, un qualcosa. Bisogna vivere di hobby. Conosco gente che fa fatica ad andare in vacanza, ma non perché gli mancano i soldi, perché in vacanza è persa, non ama abbastanza la natura. A volte basta anche una passeggiata in mezzo ai boschi per farti sentire meglio, anche dal punto di vista fisico. Forse è lì che bisogna lavorare di più, fare sì che una persona a 20, a 30, a 40, a 50 coltivi degli interessi. Questo è il messaggio che posso mandare. È un bel messaggio, e la ringrazio, dottor Ferdinando Schiavo, proprio per queste parole, per far capire che forse tutti quanti dobbiamo fare più comunità.
Ecco, Certo. come si faceva una volta, il problema è che non sappiamo più dove fare comunità, perché non ci sono più i cortili, sono spariti gli oratori, i preti non ce ne sono, suore neppure, per fortuna che ci sono ancora i farmacisti, dico io, ecco, i supermercati, perché dove la gente riesce a trovare, vedevamo in pandemia file, pur di star fuori, di vedere qualcuno, ecco, socializzare, questo manca, sarà anche il profondo sud, ma abbiamo un profondo nord, dottor Schiavo, che è tutto da dire, è inutile. Allora andiamo a vedere anche questo sondaggio della CIA proprio che riguarda i nostri diversamente giovani. Attualmente noi, stando ai dati, verifichiamo che nelle regioni a statuto speciale viene speso di più da parte dei comuni per i cittadini più anziani. Allora, interveniamo perché ci sia uniformità, non si vuole questo attraverso l'introduzione dei LEP, cioè dei livelli essenziali delle prestazioni. Bene, attraverso l'autonomia differenziata si può arrivare anche a questo. Questa è la proposta a provocazione della vicepresidente dell'Associazione Comuni Veneti all'incontro organizzato dai pensionati della CIA regionale sullo stato delle prestazioni sociali fornite agli anziani dalle amministrazioni comunali. Un dibattito partito dallo studio del Dipartimento di Economia di Ca' Foscari, iniziato da un questionario inviato dall'Associazione degli Agricoltori ai 563 comuni del Veneto, che ha fotografato una popolazione sempre più anziana. Secondo lei entro il 2030 è vero che un terzo della popolazione veneta sarà over 65? Sì, queste sono le proiezioni ufficiali da Istat. Se si va a vedere chi sono questi ultra 65 anni che vivono soli, la maggior parte sono donne che hanno caratteristiche diverse dagli uomini, perché una ampia letteratura fa notare come arrivino alla età anziana con risorse economiche più basse e anche con caratteristiche di salute diverse rispetto a quelle degli uomini, quindi anche i servizi dovrebbero essere indirizzati verso necessità diverse dell'utenza. Offerta di servizi già ora in difficoltà rispetto alla richiesta e con profonde differenze tra territori. I comuni più piccoli fanno più fatica ad offrire servizi socio-assistenziali e il secondo risultato che è emerso è che è fondamentale per appunto garantire una maggiore offerta di questi servizi la collaborazione dei comuni con le associazioni di volontariato. Dati particolarmente allarmanti per i comuni del Polesine e del Bellunese, dove la mancanza di servizi porterà sempre più allo spopolamento di piccoli centri e della montagna. Occorrono quindi risorse per il sociale, ma per gli agricoltori di CIA anche occasioni di reddito per gli anziani ancora attivi, magari reintroducendo i voucher. Attraverso uno strumento come la Galvace, che è uno strumento molto semplice, molto, voglio dire, pronto all'utilizzo, invece si è fatta una scelta diversa e abbiamo visto che anche questa parte del lavoro oggi non viene impiegata e se viene impiegata non ha tutele perché spesso viene impiegata in maniera non corretta. E saluto anche è arrivato il vice comandante della Polizia Locale di Treviso, Patrick Antonello, a farci compagnia per capire e anche per spiegare come si vive nelle città, nella nostra città Treviso. Io ho il coraggio di dire, comandante, che io sono fortunata a vivere a Treviso perché è una città sicura. È vero che ci sono questi ragazzini, è vero che bisogna andare sempre con le antenne alte perché è giusto così, però dire che Treviso non è sicura per 20-30 ragazzini che si radunano, che poi alla fine quelli che fanno più paura sono 3, 4, 2 ne trovi, gli altri guardano, filmano, ma quello che crea. Ecco, però sono riusciti a mettere questo seme della paura. Le persone rientrano a casa presto, hanno paura di furti, hanno paura di uscire di casa per andare anche a fare una passeggiata perché hanno paura del diverso, chissà cosa c'è dietro l'angolo, il gruppo di ragazzini fa paura. Questi ragazzini, è stato un sondaggio che la cosa che temono di più è uscire di casa per la sicurezza, hanno paura. Perciò vuol dire che c'è una fetta molto importante di ragazzi, bravi ragazzi, che hanno paura di quei pochi che li tengono in ostaggio. Prego, comandante, com'è la situazione? Beh, allora, innanzitutto mi permetta di ringraziarla per l'invito e di salutare i telespettatori e per quanto, agganciandomi subito alla domanda che mi ha offerto, sostanzialmente sono d'accordo, nel senso che Treviso è una città, dal mio punto di vista, molto sicura. È vero che sono balzati all'onore della cronaca alcuni atteggiamenti e fatti che in qualche modo hanno
ha alzato un po' l'asticella, diciamo, della preoccupazione rispetto a questi. Però il lavoro che noi facciamo quotidianamente in sinergia con anche le altre forze di polizia è assolutamente un lavoro certosino e che permette, secondo me, alla comunità trevigiana di diciamo, vivere in tranquillità. È vero che determinati episodi comunque possono preoccupare. Ce n'è stato uno in particolare abbastanza, cioè, addirittura assolutamente tragico, però balzato diciamo, agli onori della cronaca nazionale, ma diciamo, possiamo dire che è il primo e speriamo anche ultimo caso di una situazione che vogliamo continuare a gestire prendendola per mano sempre più diciamo seriamente, se dovesse essere il caso, cosa che comunque stiamo già facendo, e abbiamo degli strumenti, cerchiamo di adottarli e soprattutto, ripeto, è fondamentale la sinergia nell'ambito di quello che è il controllo del territorio e la vigilanza del territorio. Allora, comandante, quello che mi preoccupa, siccome io riesco a parlare con questi ragazzini, i quali mi dicono che c'è una montagna di droga che gira anche a prezzo molto basso e perciò per loro non è un problema. Loro vogliono soldi e se fanno questi atti è sempre o per un capo di abbigliamento o per i soldi per procurarsi questa droga. Com'è la situazione, comandante? Allora, la droga purtroppo è un fenomeno che abbiamo da tantissimo tempo ed è ovunque, nel senso che non è un problema trevigiano, anzi devo dire che forse su Treviso tutto sommato riusciamo a tenere questo fenomeno come marginale, assolutamente marginale. Ciò detto, comunque il fenomeno esiste e deve essere contrastato. Quello che temiamo è che possano i più giovani essere raggiunti da coloro che fanno questo come attività, cioè quella di fare gli spacciatori piuttosto che i pusher, come li vogliamo chiamare, e proprio per la loro giovane età sono tendenzialmente più come dire, vulnerabili, oltre che dal punto di vista psicologico, poi anche dal punto di vista proprio fisico. E in questo senso è capitato e capita di operare e individuare dei soggetti in possesso di sostanze stupefacenti, ma in questo ambito si stanno facendo dei controlli abbastanza serrati. Ad esempio siamo molto impegnati per quello che riguarda l'ambito scolastico, grazie alla collaborazione degli istituti scolastici, ovviamente dei loro dirigenti, siamo in grado di riuscire a fare degli interventi mirati che sono in primis di tipo, se vogliamo, formativo-educativo, perché siamo impegnati su questo fronte e anzi ci teniamo molto a dare evidenza anche in questo senso. Dall'altro è l'ambito di vigilanza, controllo e, se del caso, repressione, perché va detto, va posta in essere. Qualora ci fossero delle anomalie in questo senso dobbiamo intervenire e lo facciamo. Lo facciamo anche mediante l'ausilio della nostra unità cinofila, ne siamo dotati ormai da alcuni anni, con degli ottimi risultati dal punto di vista proprio tecnico-operativo, e continueremo a farlo. Allora, dottor Schiavo, si è parlato di droga, ma anche l'alcol è una droga potente, una droga che veramente qualcuno non si rende conto che se si inizia a bere questi spritz a 10-11 anni, come comandante si vede, perché è inutile che ce la giriamo, non saranno tanti ma ci sono, perché io li vedo, forse qualcuno non riesce a capire che poi gli effetti si vedono più in là con l'età, ma al momento sei in balia del nemico, del business, questo business che offusca i cervelli di qualcuno, eppure io dico, ma avranno pure figli, nipoti, possibile non riescono a capire che non si può veramente proprio parlare di alcolici, di alcol, di tutto e di più,
con questi ragazzini, perché è pericoloso? Lei è un neurologo, dottor Schiavo, possibile che questi genitori non riescano a capire che non si può iniziare a bere a 10 anni, a fumare la canna a 11, a 12, tanto è una canna, non è un problema, perché questo è il messaggio che loro ricevono, e poi queste pubblicità enormi sull'alcol. Prego, dottor Schiavo. Beh, ha detto bene, pubblicità. In questi giorni c'è tanta pubblicità sulla tosse, il mal di gola, l'influenza, c'è tantissima pubblicità, se ci fate caso, sui problemi a livello di stomaco, quindi il Malox, Gaviscon e il pericolosissimo Jeffer, quello che bussa dalla vicina con la torta e la vicina dice di no. Ecco, il Jeffer è tutta un'altra cosa, differente da Malox e Copacabana, è pericoloso, può far venire parkinsonismo, quindi anche la pubblicità inganna. Quell'altro, la festa non decolla se non arriva col frigorifero pieno di superalcolico. Scusate se parlo un po' della mia esperienza, io vengo da una regione dove socialmente si beve poco, cioè se si va al bar a Siracusa si andava a mangiare la granita o a bere il caffè freddo, che ne so io, e altro. Sono arrivato nel nord-est a 24 anni, appena laureato, e mi sono visto proiettato in una realtà all'ospedale di Udine, mi ricordo, in neurologia, dove c'erano degli stanzoni di 8 letti più 2 bis, quindi 10 persone, di cui 4 erano in delirium tremens, 2-3 l'avevano già passato e 2-3 erano in attesa che gli venisse il delirium tremens. Tutto questo era frutto di una cultura sbagliata. Lavoro tanto, devo bere. Boh, in un qualche modo sta cultura è stata portata via attraverso diversi meccanismi, ma ancora però non si è riusciti a capire, ma forse perché appunto c'è l'impulso della pubblicità, che l'alcol fa male. Ecco, se ogni tanto un mezzo bicchiere si può bere a stomaco pieno con gli amici, o un sorso a digiuno, quando capita, va anche bene perché ci fa socializzare, ma l'alcol di base non fa bene dal punto di vista, c'è gente che poi obietta, ma è fatto dall'uva, ma l'uva è una cosa e l'alcol è un'altra cosa. Basta parlare con qualsiasi nutrizionista, senza andare a parlare con la Viola o con Piero Angela, che nel 98 l'ha demonizzato ed è stato assalito. Quindi c'è un errore di fondo, che è un errore culturale, siamo sempre lì, torniamo al problema culturale. Ecco, non avere hobby, non avere interessi, non avere valori. Sì, sono valori alcune cose, no? Che può essere aiutare gli altri, amare la natura, dipingere, scolpire, che ne so io, ce ne sono tante di cose che possiamo fare. L'alcol non va per nulla bene. Non parliamo poi dell'età, 10 anni fino a 24-25, siamo ancora in età evolutiva, il cervello si sta ancora organizzando. Andare a fumare la stessa marijuana fa male quello, fa male il fumo di sigaretta e fa male gli alcolici. Bevuti a digiuno, come succede con lo spritz, l'alcol fa peggio ancora. Ecco, questo qui è un dato ormai accertato da più di 50 anni, quindi se proprio vogliamo bere, perché è una serata con amici, si sta bene, un bicchiere di vino di buona qualità, a stomaco pieno, ecco, ogni tanto. Dottor Schiavo, mi scusi se devo correre, ma ormai il tempo è quasi terminato con lei, mentre il comandante si ferma. Cos'è che la preoccupa di più, ecco, in questo percorso che sta facendo, anche da diversamente giovane? Perché abbiamo sentito il dottor Schiavo da dove è partito, cosa è successo. Adesso cosa vede di diverso, dottor Schiavo? Dove dovremmo attenzionare di più e soprattutto investire di più, ecco, sulla famiglia, sui diversamente giovani? Cosa vede, dottor Schiavo? Io ho fatto un elenco di parole che stanno scomparendo. Una di queste parole, ne avete parlato prima, è ascolto. L'altra parola è responsabilità. Se notate è sempre colpa di qualche altro. Un'altra parola che sta mancando è il rispetto. C'è un fenomeno che si chiama ageismo, che significa il razzismo dell'età, tanto è vecchio, non vale niente. Ecco, che è un fenomeno imperante, l'ha visto anche l'OMS.
Altra parola che è scomparsa, che so, la pazienza, è scomparsa l'umiltà, sono scomparsi i doveri, ci sono solo diritti, nessuno parla mai di doveri, ma dovrebbero essere dei valori intrinseci, sentire il dovere di ed altro. Ecco, forse bisogna ricodificare, dare un valore veramente a queste parole, ma deve essere fatto in famiglia, ma lasciamo perdere. Con le famiglie che ci ritroviamo, non tutte ma quasi. Abbiamo Franco da Montebelluna, poi continuiamo. Vai Franco. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, io seguo sempre, gira e gira, manca sempre soldi per questo, per quello, per l'altro. Allora, un po' di miliardi sono persi con Conte e uno con quello per fare lo stabile in Albania. Però si potrebbe recuperare dei soldi. Basterebbe, tanto dal governo, eliminare tutti i vitalizi, che ho sentito che solo Grillo prende 300.000 euro l'anno, dei vitalizi o solo. Allora, levare tutti i vitalizi, abbassare gli stipendi anche, non più di 5.000 euro, nessuno. Le pensioni d'oro, abbassare anche quelle. Vediamo che in ultima si dovrebbe ricavare un po' di soldi. Va bene. Grazie caro Maurizio, no, caro Franco da Montebelluna. Noi siamo abituati, dottor Schiavo, vedi, a fare i conti della serva, 1 più 1 può fare 2, saranno anche pochi, qualcuno dice questi soldi che potremo introitare, però vorremmo anche capire che cifre verrebbero fuori. È facile dire solo poi, intanto fammi vedere la cifra e dopo vediamo dove impiegarla. Prego dottor Schiavo. Non è solo un problema di soldi, è un problema di carenza, di mancanza di idee. Ecco, io ho tanto da fare nella mia vita, sto scrivendo un altro libro, sto facendo altre cose, il tempo non mi manca, ho il mio pianoforte qui a destra, mi piace la natura, mi sono creato degli interessi e questo. Abito in una strada da 4 anni, qui a Portogruaro, ho vissuto 50 anni a Udine. Se la mattina mi sveglio, metto bigliettini a tutti quanti quelli della strada e dico riuniamoci una volta al mese e andiamo a mangiare una pizza, che ne so io. Ci vogliono delle idee per fare qualcosa, ecco, e probabilmente ci vuole qualcuno che prenda queste persone singole che per timidezza non hanno la capacità di unirsi ad altre persone per fare sì che queste persone stiano insieme. Dottor Schiavo, non te lo fanno fare, dottor Schiavo. Come no? Ti segano le gambe quando cerchi di fare queste cose. Ti mettono davanti delle cose assurde. Guarda che ne parla una che ne sa qualcosa di questo, perché io avevo messo su in piedi una squadra per fare questo. Ti segano, dottor Schiavo, perché dividi e ti impera, il motto è questo, dottor Schiavo. A Bologna sono riusciti a farlo. A Bologna sono riusciti a farlo in una strada. Ma io non vivo a Bologna, devo vivere nella mia città e devo cercare di fare nella mia città, fortunatamente anche con i paesi. Io ho cercato di riunire anche tutti i sindaci. Anni fa, dottor Schiavo, gli ho detto guardate che questi ragazzini sono pericolosi. Guardate che dobbiamo fermarli. All'ippodromo li ho riuniti, erano in tanti, dottor Schiavo, tutti, ognuno col suo campanile. Questa è la verità, perché, ripeto, il motto che riguarda tutta la politica, dividi e t'impera. Dottor Schiavo, un'altra cosa che volevo chiederle, soprattutto che consiglio dà a queste persone che continuano veramente a non capire forse che anche loro devono interessarsi a qualcosa. Cerchiamo un po' di stimolarle, dottor Schiavo, ecco, questa voglia di vivere come quella signora di 90 anni che è venuta a trovarmi, che prima ha preso una bicicletta, poi la corriera, che abbiamo visto queste mani, anzi le rivediamo queste mani, perché sono mani importanti, sono mani che hanno chiesto aiuto, come dice lei, ascolto, non hanno chiesto aiuti economici. Prego, dottor Schiavo. Ma è quello che ho detto prima, bisogna investire già a 50 anni, a 60 anni per creare degli interessi, dei gruppi, in modo tale che queste persone non siano sole, ma non sole, perché si può stare soli in casa
in maniera allegra, contenti, sapendo che non ce ne sono. Per cortesia dalla regia queste mani, per cortesia, eccole qua, cadute su quella poltrona, ma capisce che questa persona vuole vivere, dottor Schiavo, ma se io non vado a prenderla e la porto magari a cantare in un coro, a vedere il teatro, non va nessuno, dottor Schiavo, inutile che ce la giriamo, perché? Perché non conosciamo, se lei non veniva qua a raccontarmi, a dirmi, a darmi il suo nome, il cognome, l'indirizzo, il telefono, questa qua non la conosceva nessuno, nonostante nei paesi molti sindaci dicono noi conosciamo tutto, facciamo tutto, e poi io mi ritrovo queste situazioni. Abbiamo Stefano da Mantova. Ciao Stefano. Ciao Mirella. Ciao. Guarda, ascoltami, sei eccezionale, hai ragione. Tanti intellettuali parlano, politici e tutto. L'unica vera sei te. Va avanti così. Io proporrei di fare una colletta per i nostri politici, visto considerato che loro non tirano fuori, cioè loro prendono un sacco di soldi, siccome che sono come le sanguisughe, vogliono solo soldi, non so cosa ne fanno di tutti quei soldi. Io ad esempio mi hanno operato il cuore, adesso ho l'azienda fallita, con 1.000 euro, visto così il mio avvocato mi ha detto i tuoi 1.000 euro al mese ti rilasciano, e io sono contento, mi adatterò a 1.000 euro. Ma loro cosa ne fanno di tutti quei soldi lì? Si dovrebbero vergognare. Mirella, vai avanti così e sei tutti noi. Sei l'unica che ci capisci. Ti faccio tanti auguri. Grazie caro Stefano da Mantova, salutiamo anche Mantova questa mattina. Vedi Stefano, il problema è che io vivo con loro, è quello il problema, io parlo con le loro voci, quello che sento. Io dico sempre che molti politici dovrebbero fare un giro ai banchi solidali, agli empori, alle Caritas, ecco, dovrebbero vedere, toccare con mano, allora forse si renderebbero conto di quello che sta succedendo nel territorio con le loro famiglie. Il problema è che non li vediamo perché non vengono, perché è impegnativo confrontarsi con questa diversamente giovane dottor Schiavo che ti chiede il pacchettino di caffè nel 2025, poi sentiamo parlare dei satelliti, capisce che siamo molto lontani da quella che è la realtà. Come ci saluta, dottor Schiavo? Saluto con un esempio. C'è un signore, credo che sia veneto, perché quando si fanno le diapositive poi dopo si dimentica. Questo signore sta girando, signore giovane, nel senso circa 60 anni, forse anche meno, che sta girando per l'Italia con la bicicletta, sta facendo chilometri. Sì. Quindi io mi ricordo, ho fatto una diapositiva perché lui ha detto, non mi ricordo su che giornale, che quando ha detto lui al medico, ma con questa malattia io è meglio, ho letto che devo fare tanta attività fisica, il medico ha detto sì, deve farla. Però ha detto sono andato da tanti neurologi, nessuno me l'ha data questa cosa come priorità. Allora io come medico tante volte comincio, fai la diagnosi, fai quello, si consiglia attività motoria ricreativa, camminare per i boschi, in riva al mare, fate quello che volete, attività sociale possibilmente nei limiti in cui posso fare perché non sono volontario, quindi, e dopodiché magari passo questi esami, questa terapia, ma la priorità è dare consigli a livello sociale e sanitario, perché le due cose sono intrecciate moltissimo. Ecco, questo è quello che cerco di fare. Tutti i medici dovrebbero ricordarsi di dire queste cose, non aspettare che sia il signore col Parkinson a dire ma mi fa bene andare in bicicletta e camminare. Sì, fa bene, ma dillo prima. Guardi che come terapia del Parkinson c'è anche questo. 1, attività motoria ricreativa. 2, le pastiglie, eccetera, eccetera. Questo è il piccolo messaggio che vi invio. Vede, dottor Schiavo, io sento anche queste persone, io medici che vengono, eccellenze, l'altro giorno ho avuto il professor Gerosa, ho il professor Garattini che vengono nella trasmissione, poi abbiamo anche più tardi avrò il professor Ugo Moretti, responsabile di farmacologia all'AIFA Veneto. Io ho queste eccellenze, però quello che manca
è l'ascolto da parte del medico di famiglia. Ecco, non mi visita più, non mi ascolta più, sono un numero, ma vediamo che numeri hanno questi medici, come devono sopperire. Cos'è, dottor Schiavo, cosa ci sta facendo vedere? Il mio libro, che quest'anno ad aprile compie 11 anni, è come se l'avessi scritto questa mattina. Sono le malattie da farmaci degli anziani, delle persone anziane. È un libro per tutti. A 11 anni è come scritto stamattina. Non cambierei una virgola, anzi dovrei aggiungere. E al posto dell'ascolto si danno farmaci, invece di spiegare. Capito? Grazie, veramente salutiamo il dottor Ferdinando Schiavo, neurologo dei diversamente giovani, come li chiama Mirella. Grazie dottor Schiavo e buon lavoro e complimenti per il libro. Ecco, che invito a leggere perché è importante, mentre il comandante Patrick Antonello della Polizia Locale di Treviso rimane con noi. Pubblicità, grazie dottor Schiavo. Buona giornata. E saluto veramente, dico grazie al professor Ugo Moretti, responsabile farmacologia AIFA Veneto. Buongiorno professor Moretti, prima abbiamo parlato con il dottor Ferdinando Schiavo, neurologo, quale parlava di farmaci, troppi farmaci e poco ascolto. Ecco, le presento anche il comandante Patrick Antonello della Polizia Locale di Treviso, che è anche ospite questa mattina a Sveglia Veneti. Allora, troppi farmaci, i medici devono ascoltare di più e dare meno farmaci. D'accordo con il dottor Schiavo, e anche che ho avuto ospite il professor Garattini, anche lui è d'accordo, troppi antibiotici, troppo. Cosa ci dice professor Moretti? Non mi ha sentito? Professor Moretti, mi sente? No, non lo sento. Mettiamo a posto il collegamento. Adesso sento. La senti adesso? Sento. Sì, adesso sento. Allora, intanto grazie professor Moretti di essere qui a Sveglia Veneti. Appunto stavo dicendo che avevo avuto ospite il dottor Ferdinando Schiavo, neurologo, che diceva troppi farmaci. Ho avuto anche il professor Garattini più volte, troppi antibiotici. Ecco, dobbiamo fermarci, questi medici ordinano troppo, ecco, devono ascoltare di più. Com'è la situazione del suo osservatorio, professor Moretti? Ma guardi, il problema, ne abbiamo parlato altre volte, intanto buongiorno e grazie dell'invito. Il problema, diciamo, da una parte è legato al fatto che in moltissime terapie croniche ormai si usano più farmaci, cioè è stato dimostrato che una terapia che comprende più farmaci diventa più efficace. Questo porta inevitabilmente ad avere persone che con 2 o 3 patologie arrivano a prendere anche 15-20 farmaci ogni giorno. È ovvio che con l'aumentare del numero di farmaci possono aumentare chiaramente anche i problemi, ci possono essere farmaci che sono, come dire, in contraddizione tra di loro, e ovviamente in questo contesto è molto importante che il paziente non ne aggiunga altri di sua iniziativa. E quando parliamo di farmaci, diciamo, molte volte le persone fanno anche fatica a comprendere la differenza tra un farmaco tradizionale e per esempio un integratore, un prodotto di erboristeria o qualcosa, che ovviamente hanno il problema di una scarsa dimostrazione di efficacia, ma che possono ovviamente complicare ulteriormente le terapie. Quindi in generale il concetto che sta alla base di questa cosa è: i farmaci vanno presi solo se servono, non è detto che il farmaco sia sempre necessario, e ovviamente cercare di fare ordine, quindi evitare di fare da sé, cercando di prendere farmaci in autonomia senza il controllo del medico. Professor Moretti, intanto la ringrazio perché la storia è storia. Lo so che delle volte uno dice ma l'abbiamo detto, ridetto, però c'è qualcuno che sente ma non ascolta, professor Moretti, perciò dobbiamo continuare a ripetere le stesse cose in attesa che qualcuno ascolti e non senta soltanto. Però quello che preoccupa, professor Moretti, è che con questo anche internet
la gente ha deciso di curare, molti hanno deciso di curarsi da sola. Ho letto su internet, me l'ha detto un mio amico, ecco, ognuno fai da te. E questo con la pandemia si è molto accentuato, ma si è accentuato anche con i vaccini che abbiamo visto, con il vaccino del Covid, poi parleremo anche dei vaccini anti-influenzali. Ecco, tutti sapevano tutto, ma il problema è che poi, se tu andavi a vedere, c'era un qualcuno che avrebbe dovuto dire il contrario, non facciamo nomi perché non voglio fare polemiche, invece di far parlare gli addetti ai lavori che siete voi, perché voi sapete le case farmaceutiche, c'è tutto un business, per i micro, abbiamo sentito di tutto e di più, però anche qualche scienziato, allora capisce bene che la fragilità va a spasso con questa manipolazione che viene fatta a qualcuno. Cos'è che le fa più spavento, professor Moretti, adesso che insomma stiamo respirando, diciamo? Prego. Guardi, allora, tanto chiariamo, è chiaramente un problema di come affrontare diciamo, il problema dell'informazione, ok? Chiaramente non siamo spaventati da questo, ma certamente c'è un problema di poter dare un'informazione che sia il più possibile di qualità e che sia chiaramente anche indipendente, cioè nel senso che non influenzata dall'industria farmaceutica, che ovviamente ha le sue esigenze. Allora, da questo punto di vista, siccome è molto difficile anche per le persone capire di chi ci si può fidare, credo che sia importante pubblicizzare, cioè dare rilevanza ad iniziative pubbliche che possono garantire entrambe le cose, cioè la qualità di quello che viene detto, la qualità quindi scientifica di quello che viene detto, e l'indipendenza dalle aziende. Da questo punto di vista è appena iniziato un progetto molto importante che fatalità viene guidato dal Veneto e quindi in particolare dal nostro gruppo, un progetto di informazione indipendente nazionale finanziato da AIFA. C'è un portale che si chiama infarmaco.it, all'interno di questo portale verranno sviluppate informazioni rivolte da una parte agli operatori sanitari, ma anche direttamente ai pazienti, cercando di spiegare con parole semplici tutto quello che ha a che fare con il farmaco, a partire, come dicevo, dalla differenza tra farmaci integratori, concentrandoci su alcuni argomenti che sono stati scelti da AIFA inizialmente, in particolare l'antibiotico resistenza, la pediatria, l'oncologia e la polifarmacoterapia, ma chiaramente che si potrà, se le cose funzionano, allargarsi anche ad altri argomenti. Credo che sia una cosa importante perché dopo parecchi anni è la prima volta che AIFA, quindi lo Stato, investe dei soldi nel dare informazione indipendente. Allora le presento anche il comandante Patrick Antonello della Polizia Locale di Treviso, perché con lui abbiamo parlato e anche col dottor appunto Schiavo di queste droghe anche sintetiche, ecco, di questi farmaci, perché prendono anche questi farmaci, questi ragazzi che non si rendono conto veramente del male che si stanno facendo non solo a se stessi ma poi anche a tutta la comunità, perché si sono fusi il cervello. Allora cos'è, comandante, che la preoccupa di più in questo mondo? Perché sentiamo gli anziani prendono troppe pastiglie, anche loro molti fai da te, ma non solo loro, ecco, i giovani che non riescono a capire l'importanza, ecco, quando voi ve li trovate davanti che hanno veramente questo corpo che non reagisce, questo cervello completamente fuso, ecco, cosa vi preoccupa di più? Beh, sicuramente sono situazioni che preoccupano e danno anche un grande dispiacere, evidentemente, perché poi quando parliamo di persone, se parliamo ovviamente di un mondo di adulti, è una situazione che bene o male può lasciare intendere che ci sia una persona che razionalmente abbia deciso, dopo una vita fatta, di fare determinate esperienze. Però sui giovani è veramente non faticoso, non è la parola giusta, è proprio drammatico, impensierisce tantissimo ed ha, come ripeto, un grande dispiacere. Ma cosa gli trovate nelle tasche quando li perquisite? Quando va bene riusciamo ad intercettare alcune situazioni in anticipo, cioè il possesso evidentemente è una violazione, per cui riusciamo a togliere dalle tasche con la consapevolezza che, e con
la speranza, forse anzi, che magari poi girato l'angolo non vadano a cercare la stessa sostanza. E poi ci sono situazioni in cui è evidente che il soggetto ha già assunto ed è in fase, diciamo, nel momento in cui si trova a che fare con noi, è sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E a volte, cioè, ovviamente noi diciamo sostanze stupefacenti, ma non sappiamo se siano tali o se sia un mix tra farmaci, sostanze stupefacenti, farmaci, alcol e magari sostanze stupefacenti e alcol. E questo quindi è una situazione che è forse la più difficile. Poi si è abbassata l'età, scusi comandante Sicuro, ma il tempo è tiranno, si è abbassata l'età dove voi trovate questi giovanissimi proprio che sono disturbati ma molto, e soprattutto che prendono questi farmaci abbinati all'alcol, perché ne fanno di tutti i colori, oltre alla droga c'è anche questo mix? No, che si sia abbassata in maniera drastica direi di no, però parliamo comunque che ci sono casi in cui ci sono dei minorenni, e la cosa più drammatica è che poi quando abbiamo a che fare con dei minorenni che compiono determinati atti e per i quali riusciamo ad intervenire, a volte è necessario anche accompagnarli presso i nostri uffici e presso il comando di polizia locale, e ovviamente chiediamo l'intervento dei genitori affinché vengano lì, a loro possa essere rappresentata la situazione in maniera tale che ne vengano a conoscenza e che si rendano conto di quello che sta succedendo pure loro, evidentemente, anche perché hanno una responsabilità essendo i loro figli ancora minori. E diciamo che a volte ci sono delle situazioni in cui il genitore appare come stordito e sorpreso da una situazione che di fatto viene rappresentata. Altre volte, ed è forse la situazione peggiore, anzi togliamo pure il forse, è la situazione peggiore, il genitore non solo non è disposto ad ascoltare che cosa è successo, ma addirittura nega la situazione, l'evidenza, a volte appunto appoggiando totalmente ciò che è stato fatto dai ragazzi, quindi dal figlio o dalla figlia. E queste sono questioni piuttosto delicate, sono queste su cui diciamo bisogna lavorare. Attenzionare. Sì, assolutamente. Professor Moretti, quello che però vogliamo capire è che forse è anche tempo che anche la scuola informi di più questi ragazzi sui farmaci, perché io ho parlato con loro, fortunatamente sono riuscita anche a aprire queste noci con grande fatica, perché hanno sta noce con sto guscio duro, ma dopo dentro c'è una cosa buonissima, anche dolce, sono loro. Il problema è che non si rendono conto, non sanno, ma lo prende mia mamma, lo prende perché glieli fregano, prende mio papà, di casa è normale, e ho iniziato a prenderlo anch'io e ho iniziato a sentirmi meglio. Adesso sto finalmente bene. Questa è la risposta che sento, e mi preoccupa molto. Ma come tesoro? Gli dico, stai bene? Sei strafatta e mi dice che stai bene. Ah, io sto benissimo. Ecco, cosa succede? Perché veramente vogliamo anche capire, professore, perché loro non si rendono mica conto del dramma, anche in casa, tutti sti farmaci, ste cose per dormire e per rilassarsi, ma sono potenti? Prego, professore. Sì, allora qui distinguerei due situazioni, due ambiti che sono evidentemente molto diversi. Da una parte il consumo di sostanze che sono illegali e che vengono quindi distribuite illegalmente, trovandole appunto con distribuzioni insomma di diverso tipo. E poi invece c'è il consumo di sostanze che sono vendute abitualmente come farmaci e che vengono quindi consumate inappropriatamente. Faccio un esempio, ci sono degli sciroppi per la tosse che contengono degli oppioidi, delle sostanze che sono simili agli oppioidi, troviamo tra gli adolescenti alle volte consumi esagerati di questi flaconi che vengono bevuti come se fossero appunto delle bevande, cercando qualche effetto. E l'esempio che ha fatto lei delle benzodiazepine, per esempio, che sono appunto farmaci per risolvere l'ansia o problemi simili, e che ovviamente vanno però gestiti diciamo in un contesto medico e che ovviamente non può vedere il farmaco come unica scelta. Se c'è del disagio è chiaro che questo va affrontato anche con strumenti diversi dal farmaco. Quindi sono due ambiti molto diversi
che si trascina dietro anche un altro problema, cioè il fatto per esempio di dire, siccome molte informazioni che noi abbiamo vengono anche dal mondo americano, e quindi viene fuori per esempio che negli Stati Uniti c'è un grossissimo problema di abuso di oppioidi anche delle persone adulte, ecco, chiariamo che in Italia quantomeno abbiamo una situazione fortunatamente un po' diversa sulla distribuzione di questi farmaci, c'è un controllo maggiore nella prescrizione, nella distribuzione tramite le farmacie, e quindi ecco, bisogna anche non far passare il messaggio che non so, una morfina, un oppioide preso da un anziano per situazioni di dolore che quindi ne ha bisogno non è ovviamente un tossicodipendente o non ne fa un uso sbagliato, insomma, ecco. Certamente il problema per i giovani c'è e quindi va affrontato. E va affrontato, e soprattutto io sono dell'idea che bisogna far conoscere più anche alla scuola, sono là che li troviamo, ecco, parlarne di più, cercare di fare anche un'educazione civica anche parlando di farmaci, perché come ha detto lei a casa mai non lo sapevano, questi si bevono due bottiglie di sciroppi sperando di trovare Gesù Cristo invece che in croce e da un'altra parte. Però sono ascoltati poco, io parlo con loro non sanno, mangiano malissimo, ne fanno di tutti i colori perché purtroppo non c'è l'ascolto, non c'è più la famiglia tradizionale, il pranzo non esiste, qualche volta anche la cena salta, mangio quello che capita, dove capita, e questo fa molto male perché forse tutti quanti dobbiamo attenzionarli di più, visto che ne abbiamo anche pochi, cerchiamo anche di vedere quei pochi, di fare qualcosa per loro. Allora andiamo a vedere anche... Prego professore. Posso aggiungere una cosa, ecco, perché era un punto molto importante che lei ha toccato, quello della informazione, della educazione. Allora, due cose. Noi come università già da tempo organizziamo dei corsi rivolti agli studenti delle scuole medie superiori, nei licei, proprio per... Io stesso ho fatto dei corsi sul mondo del farmaco in generale, quindi cercando di spiegare queste cose. Ma all'interno del progetto di cui parlavo prima esiste anche un intervento formativo addirittura nei bambini delle scuole elementari, perché ci sono alcuni concetti che possono già essere presentati e spiegati anche in tenera età, insomma. Quindi, come ha detto lei, insomma, il tema del parlare, dell'educare, dell'informare anche queste persone giovani è molto molto importante. È importante. Allora andiamo a vedere anche, andiamo a Vicenza, questo picco influenzale. Nel pieno della tempesta, per quel che riguarda la circolazione di virus influenzale, molti degli accessi in pronto soccorso, particolarmente sotto tiro in questi giorni, sono per episodi febbrili, a volte complicati da broncopolmonite e spesso legati all'influenza. Abbiamo avuto in questi giorni pazienti ricoverati in più unità operative di area medica essenzialmente, ma anche nelle aree chirurgiche, che avevano sintomi influenzali con tampone anche positivo. Abbiamo avuto anche casi gravi che hanno necessitato ricovero in rianimazione, sempre per complicanze di tipo polmonare per la maggior parte, ma anche di tipo encefalitico. Questo è il quadro della situazione nel Vicentino per quel che riguarda l'influenza stagionale. Chi è vaccinato non deve preoccuparsi particolarmente. La sintomatologia, ripeto, è una sintomatologia di tipo febbrile, respiratoria, quindi con tosse, un po' di difficoltà a respirare, nei casi gravi anche difficoltà severa di respiro. Il trattamento è in genere trattamento solo sintomatico, cioè con paracetamolo piuttosto che antipirettici, non uso di antibiotici, che non sono assolutamente indicati essendo la forma influenzale una forma virale, e semplicemente riposo e astensione alle attività lavorative. Ma il picco deve ancora arrivare. Il picco sembra non essere ancora arrivato, in genere arriva verso la fine di gennaio, adesso i numeri epidemiologici non sono ancora consolidati, quindi non sappiamo ancora bene a che punto siamo, di solito le statistiche escono un po' a posteriori. Nella realtà quello che ci attendiamo è che in molti casi in queste settimane da qui in avanti. Quest'anno vediamo un aumento delle richieste, continuano a essere ben
frequenti le richieste, tutti i giorni vacciniamo diverse persone, c'è un trend di crescita e sicuramente anche un po' questi allarmismi sull'australiana hanno favorito, ecco, da parte della popolazione l'adesione alla campagna vaccinale. Quindi siamo molto molto contenti sia nei giovani che negli anziani. Ad oltre un mese dall'avvio in Veneto della campagna anti-influenzale sono sempre più i cittadini che si rivolgono alla farmacia per sottoporsi all'inoculazione e quest'anno rispetto agli altri anni si registra un incremento di richieste ai farmacisti tra il 20 e il 30%. Ricordo a tutti che per poter fare il vaccino in farmacia bisogna già averlo sostenuto precedentemente, non può essere una prima vaccinazione fatta in farmacia. Farmacisti che da qualche anno affiancano i medici di base nella campagna per il vaccino anti-influenzale e parallelamente anche per quello anti-Covid. In questo caso le richieste sono al momento inferiori. La speranza nostra di noi farmacisti è quella di arrivare prima o poi ad avere anche un vaccino anti-Covid in monosomministrazione, perché questo faciliterebbe le operazioni da parte del farmacista. Adesso il farmacista sconfeziona un vaccino anti-influenzale, lo inocula alla persona che lo richiede e vi completa l'operazione. Purtroppo per i vaccini anti-Covid ci sono ancora delle somministrazioni multiple da fare in sessione perché sono delle multidosi e questo ovviamente interrompe un pochettino l'attività lavorativa e rende tutto più complesso. Allora, professor Moretti, commentiamo questi due servizi. Il picco dell'influenza, ecco, molti farmaci, ma ho a casa, ho l'antibiotico, mi curo. Io ho avuto una mia amica l'altro giorno, addirittura ha preso lo scaduto, ha detto io cosa vuoi che mi faccia, avevo problemi. Cioè, capisce che veramente è da capire che veramente, sì, non sono mica delle persone proprio le ultime della classe. Io l'ho guardato e ho detto ma sei scema, perché gli ho detto proprio così, ma io non so, ma dai, cosa vuoi che vada? Capisci? Ecco, come commenta questi due servizi, professor Moretti? Allora, intanto sono state dette molte cose interessanti nei servizi che ha presentato. È vero, la vaccinazione serve per poter affrontare insomma, il problema dell'influenza. Quest'anno le vaccinazioni sono in crescita, come è stato detto, rispetto all'anno scorso. Con i dati della settimana scorsa noi abbiamo circa 900.000 dosi somministrate in Veneto, con un incremento di circa 20.000 dosi rispetto alla campagna vaccinale precedente. Però se andiamo a vedere poi la distribuzione per età, nelle persone sopra i 65 anni, che sono quelle diciamo più a rischio per le conseguenze, noi abbiamo una copertura di circa il 50%, quindi vuol dire che metà degli anziani diciamo, non si sono vaccinati. Dobbiamo ricordare che per queste malattie virali la vaccinazione è la prima arma importante. È anche importante sottolineare, perché alle volte capita a me di ricevere dei commenti, per esempio da infermieri, da personale sanitario, che dice devo fare il vaccino perché l'ospedale me lo chiede, ma a me insomma non crea problemi anche se prendo l'influenza. Ecco, vorrei ricordare che la vaccinazione serve comunque alla persona che la fa, perché ci sono complicanze anche gravi dell'influenza che possono avvenire anche ad età più bassa, cioè non è una cosa che serve solo agli anziani. Altro punto, come dice lei, è che ci sono consumi di farmaci che aumentano nel corso delle epidemie influenzali e che non sono assolutamente appropriati, come per esempio gli antibiotici. L'influenza è una malattia virale e quindi l'antibiotico in questo contesto serve eventualmente solo a coprire superinfezioni, cioè ad infezioni batteriche che si sommano all'influenza, però sono casi molto molto limitati, quindi l'antibiotico non serve per l'influenza. La cura è semplicemente quella, come è stato detto, sintomatica, cioè si affronta il problema della febbre, il riposo, bere, ovviamente perché quello aiuta molto, e quindi si affrontano i sintomi dell'influenza. Allora, abbiamo sentito il farmacista che spera che arrivi un unico vaccino. Ecco, come siamo messi, professor Moretti? Allora, qui c'è da una parte lo sviluppo, diciamo, di un vaccino combinato che per esempio includa assieme al vaccino influenzale anche la vaccinazione Covid. Chiaro che il problema lì sono problemi diversi, sono ovviamente diversi i virus, ma certamente c'è uno sviluppo anche per quello che riguarda i vaccini Covid e quindi diciamo, i vaccini non sono mai fermi. Ecco, noi ci dimentichiamo insomma, che le vaccinazioni che noi facciamo adesso sono diverse da quelle che per esempio io ho fatto in tenera età. Insomma, il vaccino si sviluppa nel corso del tempo, aumenta la possibilità di coprire, quindi l'efficacia,
e anche diminuisce anche la quantità di antigene che viene somministrato. Quindi è chiaro che la ricerca in questo ambito punta proprio a facilitare la somministrazione e quindi in questo contesto sicuramente verrà fuori prima o poi un vaccino che consenta di dare una copertura anche per il Covid con una singola somministrazione. Professor Moretti, i dati che avete, c'è una diminuzione della paura dei vaccini o siamo sempre là? Com'è la situazione? Guardi, la situazione è sicuramente stata complicata dal discorso del Covid e quindi dalla decisione dell'obbligo vaccinale che chiaramente porta a dei problemi. Adesso noi dimentichiamo che il Veneto è stato per anni l'unica regione italiana che aveva sospeso l'obbligo vaccinale, ma l'aveva sospeso perché i dati di copertura vaccinale erano estremamente elevati, cioè non ha mai sconsigliato la vaccinazione, perché è estremamente importante appunto ribadire che i vaccini sono importanti. Noi abbiamo avuto quest'anno bambini che sono morti per la pertosse, per esempio, che insomma, è una malattia che viene ampiamente coperta. Devo dire che anche questa recente immunizzazione per la bronchiolite, che è partita pochi mesi fa, ha avuto una buona copertura, quindi per fortuna in larga parte il messaggio che i vaccini sono efficaci e sicuri è ben recepito. Certo che restano sempre delle sacche di resistenza. Il messaggio che cerchiamo di dare è che certo il vaccino copre anche chi non può farlo, quindi serve anche agli altri, ma in primo luogo il vaccino serve a te stesso, cioè vaccinati, perché il rischio della vaccinazione, che è sempre presente come per tutti i farmaci, è estremamente basso comunque ed è molto più basso del rischio che si corre prendendo la malattia. Quindi vaccinatevi, i vaccini sono chiaramente efficaci e sono sicuri. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno a tutti gli ospiti e grazie mille per l'opportunità. Dottor Moretti, mi scusi, penso che mi possa rispondere subito. Da chi è finanziata l'AIFA? Allora, l'AIFA è un istituto pubblico e quindi rientra alle dipendenze è un ente indipendente, ma che ha un finanziamento autonomo. Ci sono dei fondi che le aziende sono obbligati a versare all'AIFA e che servono per tutte le attività che AIFA può portare avanti. Ad esempio il progetto che ho appena citato di informazione alle persone è un progetto appunto finanziato da AIFA con soldi che vengono dalle aziende, ma che AIFA decide di dedicare a questo tema dell'informazione. Quindi da questo punto di vista AIFA è indipendente dalle aziende farmaceutiche, garantisce che i farmaci che sono messi in commercio, i vaccini che sono messi in commercio, ormai in un ambito europeo, siano effettivamente efficaci e sicuri. Grazie Paola. Allora andiamo avanti e andiamo a vedere anche, andiamo a Padova, questi sindacato vigili sul Taser. Sentiamo dopo su questo Taser, sentiamo cosa ne pensa anche il comandante Antonello e com'è la situazione, perché affrontare anche certe situazioni non è sempre semplice. Andiamo a sentire. Voi come corpo, visto che lei è anche agente della Polizia Locale di Padova, siete favorevoli al Taser? Oltre un anno fa è stata fatta una raccolta firma all'interno del reparto Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana, che è stata recapitata tramite il comando all'amministrazione già oltre un anno fa. Ma noi come Will FPL siamo totalmente d'accordo alla sperimentazione, perché di sperimentazione si tratta, di 2 Taser per turno. La Polizia Municipale ormai dal 2000 fa servizio H24 e sarebbero in buona sostanza 2 Taser per turno che andrebbero a coprire l'intera giornata. Pronti all'uso del Taser gli agenti del corpo della Polizia Locale di Padova, che sul punto già avevano avviato un dialogo con l'assessore Diego Bonavina. Se in questo momento l'amministrazione Giordani è frenato sul tema, i vigili restano fermi sul punto e ricordano: noi abbiamo sia la pistola, praticamente da sempre, da quando è stato fondato il corpo,
lavoro, abbiamo la bodycam che abbiamo avuto grazie a questa amministrazione, anche se il percorso era iniziato un po' prima, e abbiamo lo spray urticante al peperoncino, che devo essere sincero, quello è una dotazione individuale, quindi ogni operatore ha la dotazione individuale di pistola, che a mio parere è decisamente più impattante, molto più, passatemi il termine, pericolosa rispetto al taser. Sono in aumento le aggressioni nei confronti degli agenti, ricorda Scarpelli, che aggiunge come la polizia locale sia impiegata anche in servizi di ordine pubblico. L'uso del taser ormai è praticamente diffuso, diversi comandi d'Italia ne hanno già adottato la sperimentazione, ma di fatto hanno superato la sperimentazione. A memoria ricordo Pordenone, ma anche Venezia. È sicuramente un sistema di protezione a favore ovviamente dei dipendenti di questa amministrazione, ove mai speriamo possa essere adottato, e nella cittadinanza. Nel momento in cui ci sono degli eventi, ovvero degli individui evidentemente esagitati, particolarmente violenti, allora va da sé che lo spray urticante in quei casi può anche fallire nella sua efficacia, ma il taser evidentemente no. Lei e i suoi colleghi siete pronti? Siamo pronti, perché comunque andrebbero formati circa un gruppo ristretto di operatori, quindi dormirei sonni tranquilli. Abbiamo Maurizio da Gaiarini, veloce Maurizio. Sì, salve, io sono 40 anni che non mi vaccino, non ho nessun tipo di vaccino, non mi sono mai ammalato, e lei comunque non ha risposto da chi è finanziato, di privato, chi finanzia l'AIFA. Arrivederci, grazie. Allora abbiamo sentito Maurizio. Professore, vuole aggiungere qualcosa? Sì, ho detto chiaramente che AIFA è una struttura pubblica, quindi è finanziata dallo Stato. Ci sono soldi che le aziende sono obbligate a dare ad AIFA e che vengono usati per ricerca e per attività di informazione indipendente dall'azienda farmaceutica. Sul fatto che uno possa non vaccinarsi, ovviamente le persone sono libere, come dicevo, l'obbligo è una cosa diversa, insomma. Certamente non è vero che i vaccini sono inefficaci, i vaccini sono efficaci, perché se cominciamo a discutere l'efficacia delle vaccinazioni, non so con quale criterio poi andiamo a scegliere i farmaci, perché farmaci e vaccini sono studiati con gli stessi strumenti. Molto chiaro, professore. Ecco, a buon intenditore poche parole, dopo ognuno faccia le riflessioni che vuole, però un conto è sentire, un conto è ascoltare, perché l'aveva spiegato anche bene, però è giusto rispiegare e rispondere. Allora, parliamo di taser. A Padova sono messi bene, vero comandante? A Treviso come siamo? Beh, diciamo che a Treviso ci stiamo lavorando, nel senso che nel senso che stiamo lavorando appunto su quella che potrebbe essere una proposta di regolamentazione nell'ambito dell'assunzione come dotazione per la polizia locale, e dal mio punto di vista è uno strumento che potrebbe risolvere certe situazioni e non vedo nemmeno così grandi criticità, nel senso che giustamente è stato detto, è stato adottato in via sperimentale già da alcuni comandi, opportunamente adottato con la giusta formazione, perché ovviamente non è che uno strumento del genere venga preso e consegnato agli operatori di polizia e dicendo ecco adesso ce l'hai, è nuovo, arrangiati, ma prima di adottarlo le persone dovranno essere opportunamente formate. Quindi io non vedo nessun particolare timore, nel senso che addirittura io oltrepasserei ad esempio il numero di cui abbiamo sentito, perché ad esempio 2 per un comune come potrebbe essere quello di Padova, effettivamente uno viene da dirsi ma tutti gli altri cosa fanno? Non ce l'hanno. Ecco, io dico che se è stata lo sarà sicuramente formato il personale saprà, una volta che avrà il taser al proprio fianco in dotazione, se e come utilizzarlo, quindi non ci deve essere una particolare paura. Come abbiamo appunto già stato detto altri strumenti, vedi ad esempio lo spray prima di adottarlo e di averlo sul proprio cinturone, noi riceviamo un'adeguata formazione e non viene mai usato per caso a vanvera, quindi bisogna anche saperlo usare, non è così semplice. Guardate sì. Che non è che tu prendi la bomboletta, lo spieghiamo comandante, perché sembra che ti metti la bomboletta in tasca è proprio così. Mentre appunto ci sono spray che sono di libera vendita, sappiamo, che hanno lo stesso scopo, però secondo me
sarebbe opportuno che assieme ci fossero delle istruzioni o quantomeno la persona fosse adeguatamente informata, se non addirittura formata. Ecco, noi sempre lo facciamo questo. Senta comandante, questi coltelli, perché io ho sentito i ragazzi che i coltelli girano normalmente, non è un problema avere il coltello, fare qualche controllo anche da parte dei genitori, anche i nonni dicono cosa hanno negli zaini, nelle tasche questi ragazzi, perché sentire che i ragazzi mi dicono ce l'abbiamo tutti, Mirella, qual è il problema? Cioè bisogna capire, poi loro sapete che sono sopra e vogliono farsi sentire forti, ce l'ha il mio amico, dico che ce l'ho anch'io, magari non ce l'ho, però la Mirella ascolta e poi riferisce. Allora, io credo che in realtà il fenomeno dovrebbe essere ridimensionato nel senso, nell'immaginario, no? Perché non è così frequente trovare situazioni in cui c'è una lama, un coltello o altri tipi di dispositivi che potrebbero essere offensivi. Ciò nonostante siamo consapevoli che a volte in determinate situazioni è meglio fare un controllo più approfondito e non nego che in alcune occasioni sono state trovate ad esempio delle lame e le sequestriamo immediatamente. Poi va detto che la persona a cui sequestriamo va anche denunciata, perché non è che si va in giro con delle lame in tasca, per cui è un fenomeno quasi, come posso dire, di cui si è sentito parlare più recentemente proprio per queste ultime, diciamo, dinamiche che sembrano essersi innescate, in particolare in alcune zone e alcuni momenti della settimana, ma in realtà non è, cioè, ne siamo consapevoli che c'è anche questo genere di possibilità o di situazione, ma i controlli ci sono. Avete capito, perciò uscite tranquillamente, se vedete qualche situazione cercate anche di farvi aiutare da qualcuno. Allora, professor Moretti, una cosa che voleva chiedere anche Paola era se questi farmaci sperimentati solo sugli uomini, che poi adoperiamo noi donne, invece sono stati fatti dei passi avanti, perché anche il professor Garattini mi ha detto di dirlo in continuazione per vedere e conoscere. Prego professor Moretti, veloce perché sono in chiusura. Sì, è chiaramente un problema, ci sono farmaci che sono sperimentati, studiati soprattutto sui maschi e poi le donne possono essere diverse. Succede anche il contrario, per esempio se parliamo dei farmaci per l'osteoporosi, questi sono studiati essenzialmente sulle donne, ma l'osteoporosi ha un 10% di pazienti maschi. Quindi il fatto della farmacologia di genere è sicuramente importante, sulla quale si stanno muovendo, per esempio già in ambito delle sperimentazioni la percentuale di donne nei trial clinici è in continuo incremento e quindi questa è una cosa certamente positiva. Serve formazione anche in questo campo. Certo che siete stati bravi professore, perché noi arriviamo anche ai 110 anni, vi abbiamo anche battuto, ecco, sono più le donne centenarie che gli uomini, vuol dire che forse anche questi farmaci tutto sommato ci fanno anche bene, perciò vi ringraziamo professor Moretti. Allora io veramente saluto, come ci saluta professore? Ecco, un appello che vuole fare veloce? Guardi, l'appello è di avere un anno migliore del precedente, perché si può sempre migliorare, e cerchiamo di usare tutti i farmaci al meglio perché ne va della nostra salute. Mi sembra più chiaro di così, non si può, ognuno, come dice il professore, è libero di pensare, di agire, di fare, di vaccinarsi o non vaccinarsi, però questo è quello che dice un addetto ai lavori molto importante. Forse dovremmo ascoltare anche di più queste persone che hanno studiato e giustamente non decidere noi se uno fa bene, uno fa male o quello è buono e quello è cattivo. Ecco, forse dobbiamo far parlare chi sa. Grazie, veramente grazie al professor Ugo Moretti, presidente farmacologia AIFA Veneto. Grazie a Patrick Antonello, comandante, vice comandante polizia locale di Treviso, ma per Mirella sono tutti comandanti, sono tutti dettori, funziona così perché in Italia siamo così. Grazie. Andiamo con la proposta di Mirella, la ricetta. Pennette ai tre sapori. Il termine prosciutto si riferisce a un luogo di carne del maiale corrispondente all'arto posteriore, volgarmente noto come coscia posteriore. Sebbene in rari casi esso possa essere cucinato e servito fresco, la maggior parte dei prosciutti vengono conciati o stagionati. Ingredienti per 4 persone:
320 g di mezze penne, 100 g di prosciutto crudo, 300 g di pomodorini tagliati a pezzetti, uno spicchio d'aglio, un mazzetto di basilico, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale. Tagliate il prosciutto a listarelle. E sminuzzate il basilico con le mani. In una padellina fate rosolare nell'olio lo spicchio di aglio. Eliminate l'aglio quando è dorato. Cuocete le penne in abbondante acqua salata. E scolatele al dente. In una zuppiera scaldata in forno a 50 gradi mettete le penne. Conditele con pomodori e prosciutto. Versate su tutto l'olio molto caldo. Mescolate delicatamente e profumate con alcune foglie di basilico lasciate intere. Servite e buon appetito!